Eh sì, tanti soldi sempre per chi vuole e decidere a chi darli. Questa orchestra ha chiuso perché non ha trovato i finanziamenti, è morto anche il suo inventore, il suo mentore, Tullio Giacomini, non c'è più, ci ha lasciato. Ma io ci provo a vedere se riesco a rimettere in piedi questa orchestra. Non so se saranno gli stessi ragazzi, perché come mi ha spiegato anche la direttrice artistica non è facile, hanno preso altre strade, altri sono diventati maestri. Ma io sono convinta che se ce la mettiamo tutti assieme, che facciamo squadra, forse riusciremo anche a sconfiggere quell'umiliazione che hanno provato questi ragazzi nel sentirsi dire non c'è spazio per voi, non abbiamo trovato un posto a Natale dove potete suonare, ve lo ricordate che ve l'ho detto che siamo dovuti andare in una chiesa perché nessun teatro era disponibile per questa orchestra. I fondi in regione che non venivano dati, ma non li conoscevamo, sono arrivati dopo, per loro non c'è la possibilità, perché queste sono le cose che avete sentito. Però adesso per Cortina ci sono milioni e milioni che vanno là. Voi dovete saperle queste cose, sapete che la Mirella ve le dice. E ci sono medici, forze dell'ordine, c'è tutto, non manca niente. Spendete, l'importante è fare le Olimpiadi. Allora io mi domando, per carità, con tutto il rispetto che posso avere per questi turisti che riempiranno l'Italia di soldi, specialmente il nord-est, chissà quanti soldi arriveranno, le file, gli alberghi strapieni, appartamenti a 100-200 mila euro. Cioè, queste sono le cifre. E poi io ieri ho aperto il banco alimentare e non ho da mangiare, lo devo comprare, perché non arriva niente, arrivano dolci. Poi mangiamo la carne putrefatta perché hanno cambiato l'etichetta, ma nessuno dice niente. Qual è il problema? È la salute degli italiani? È la salute della popolazione? Chi se ne frega della salute? E poi vengono a fare i controlli. Avete sentito cosa hanno detto i miei ospiti? Sempre gli stessi, sempre dove magari potrebbero anche farne a meno. Allora io mi domando che voi dovete veramente svegliarvi, perché state dormendo, ma no, un po', veramente tanto, perché continuate a dire che va bene, che va tutto bene, abbiamo sentito. E io che vedo che vivo il pezzo e che sono con gli ultimi, sono quelle da far fuori, da segare, da mandare a casa, perché io sto difendendo i delinquenti, sto difendendo gli stupratori. Non dicono che sto difendendo i diversamente giovani che non vivono con una pensione di 400 euro, la famiglia che non vive con 1200-1500 euro con 2 stipendi. No, non dicono quello, dicono lei, quella là, sappiamo bene chi è. Però è duro far fuori la Mirella, sapete? Ma non perché è la Mirella, perché la Mirella, assieme alla Mirella ci sono tantissime associazioni, volontari, ma volontari veri, non quelli che si fanno pagare. Perché anche là bisognerebbe che qualcuno facesse chiarezza chi è il volontario vero, quello che non riceve niente, cos'è la cooperativa, perché hanno fatto un minestrone e siamo tutti dentro. E io invece vorrei aiutare anche quelle famiglie, dar voce a quelle mamme, a quei papà che magari hanno perso i loro figli per vari motivi, che non hanno avuto supporto. Avete sentito anche ieri il papà di questo ragazzo che si è suicidato, la mamma di questo ragazzo autistico che ha dovuto inventarsi da sola il dopo di noi per fare un compleanno, perché questo ragazzino non riusciva a fare un compleanno decente perché nessuno partecipava. E tante storie che avete sentito, ma continuo anche questa mattina parlando di genitori, di volontariato e di sicurezza. E vi presento subito gli ospiti. Abbiamo in presenza Matteo Tomasi, responsabile servizi per demontare l'emergenza. Grazie Matteo di essere qui, ci diamo del più perché tanto volontariato fa. E abbiamo anche un genitore, un papà, ma avremo anche la mamma dopo, che è Massimo Varanese. Parlerà di Andrea e di un... come si può dire? Un gioco un po' pericoloso? Possiamo dirlo, un gioco molto pericoloso che purtroppo ha colpito questa famiglia. Allora vedo già che la commozione è grande. Molto. Allora lasciamo respirare papà Massimo, scusa, perché
Io capisco che non è neanche facile metterci la faccia, ma vedo le mamme, però io sono dell'idea, Massimo, che delle volte le lacrime, come ha detto una mamma che anche lei purtroppo ha perso un figlio in un incidente stradale, sono anche lacrime che fanno bene perché ti ricordano, Sì, ti fanno vivere quell'emozione che provi solo quando ricordi tuo figlio, non c'è un'altra emozione. Assolutamente. Ecco, perciò sono lacrime anche di ricordo, diceva questa mamma che come te piangeva in quella sedia, però mi ha detto grazie Mirella perché anche oggi lo ricordo e lo ricorderemo anche con altre persone. Allora Matteo, la Mirella è andata giù dura stamattina, me la sono fatta così, o se qualcuno dice che non è vero, che dico delle bugie, che i numeri che dico sto da una parte non dall'altra, decidono loro da che parte sto, però anche tanta gente che mi vuole bene, che mi sostiene, che mi aiuta, che capisce l'importanza di essere vicini anche al mondo del volontariato, quello vero. Prego Matteo. Niente, io sono qui in veste di direttore di Pedemontana Emergenza, che è un'associazione di volontariato che opera nella provincia di Treviso in convenzione con l'ULSS 2 e si occupa del servizio SUEM 118 nella Pedemontana del Grappa, nel Monte Grappa, con una base a Valdobbiadene e l'automedica di Montebelluna. Cosa fa Pedemontana Emergenza? Ha un servizio di convenzione, come ho detto, con l'ULSS per il soccorso sanitario 118, ma non solo, è un'organizzazione di volontariato che si occupa anche della formazione della popolazione, dei corsi di primo soccorso. Abbiamo ultimamente parlato con tante scuole, con i bambini, siamo presenti nel territorio con le assistenze, stiamo per iniziare un percorso anche di trasporto infermi, cioè tutto quello che riguarda il mondo del volontariato a livello sanitario, diciamo, ecco. Come lo facciamo? Utilizzando sicuramente, abbiamo dei professionisti, siamo un 18 medici, siamo un 32 infermieri circa e una sessantina di volontari che ci danno una mano attivamente per promuovere l'attività di volontariato, per promuovere l'attività di soccorso, per supportare il nostro intervento medico dal punto di vista urgente. E ci aiutano anche a raccogliere dei fondi, ci aiutano a far sì che possiamo comprare le ambulanze. Noi siamo tutti privati, i nostri medici sono tutti medici in libera professione, gli infermieri anche, siamo tutti partita IVA e abbiamo dei rimborsi da parte dell'ULSS per quanto riguarda le spese sanitarie. Tutta la parte di acquisto di materiali, mezzi, dotazioni, noi ce la dobbiamo praticamente sobbarcare con l'aiuto di chi? Con l'aiuto fondamentalmente della popolazione. La popolazione che in questo senso occupa un forte ruolo di volontariato. Ecco, cioè il volontariato nasce... È il sostegno del volontariato. È il sostegno del volontariato, cioè il vero volontario è la nostra gente che ci aiuta tantissimo con donazioni, creando dei comitati anche spontanei, per cui ci regalano il defibrillatore, ci regalano l'aspiratore. Penso ai comitati, il gruppo Befana e altri comitati che abbiamo avuto su in Pedemontana. Quindi abbiamo un forte riscontro dalla nostra gente che sente il problema della mancanza degli ospedali, dei servizi, quindi noi nella nostra zona siamo un punto di riferimento. Adesso basta andare a Cortina, si trova tutto, se state male andate a Cortina. Non so, io parlo di quello che... là troverete il medico, lo dice la Io parlo per quanto riguarda la Pedemontana del Grappa, che comunque è una zona di periferia, è una zona che è lontana dagli ospedali. L'ospedale di riferimento nostro è Castelfranco Veneto o Montebelluna, sono mediamente 25-30 km per arrivare. Nei casi particolari dove non abbiamo il supporto del soccorso da Treviso, brutto tempo, problemi tecnici e dobbiamo ospedalizzare a Treviso, noi abbiamo un'ambulanza che sta via anche per 2 ore, 2 ore e mezza. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la parte della montagna, quindi tutto il Monte Grappa, tutto il Cesè. Noi abbiamo il servizio anche con la stazione del soccorso alpino Pedemontana del Grappa, di cui io faccio parte come medico di stazione. Gli interventi in montagna ci occupano
tantissimo tempo, soprattutto qui per Appendio. Noi siamo uno dei centri a livello quasi mondiale di incidenti per Parapendio. Sì, abbiamo una casistica, io tengo personalmente una casistica condivisa con la centrale operativa nostra, per cui abbiamo quest'anno intorno ai 48 incidenti, se non erro, di parapendio e deltaplano, a vario titolo. Tutta alare. Cioè, quelli ancora no. No, ma veramente una roba quelli grande. ancora no, in grappa non ci sono. Deltaplani e parapendio sì, da tutta l'area devo ancora vederla. Mamma per fortuna. mia. Vabbè, allora io vorrei sentire anche Massimo Varanese se riesce a ricordare questo meraviglioso ragazzo. Vogliamo raccontare un po' la storia, perché così anche a casa riescono a capire perché sei qui. Il 30 giugno del 2022 Andrea era seduto su una panchina a Montebelluna, guardava il suo telefono, a un certo punto si avvicina uno, gli chiede di accendere, lui risponde non aveva l'accendino, questo a un certo punto si allontana e dopo un po' comincia a dargli dei pugni sul viso. E Andrea non ha capito di cosa si trattasse e a un certo punto si trova una freccetta piantata nella tempia e lì non ha più capito niente cosa stesse succedendo e ha chiesto aiuto e sono arrivati i soccorritori e hanno chiamato l'ambulanza e tutto, ed è rimasta questa freccetta impiantata nella tempia. È arrivata l'ambulanza e poi ci hanno chiamato noi genitori, perché io stavo arrivando da Torino con l'altro figlio, fortunatamente ero già a Castelfranco, la mamma era vicino, però sono arrivato prima da Castelfranco e ho visto Andrea nell'ambulanza con questa freccetta. Vi lascio immaginare a voi cosa ho potuto pensare, perché il medico mi diceva che era rischioso toglierla perché poteva aver toccato qualcosa, ma bastava questione di millimetri, ci hanno detto poi al pronto soccorso. Poi fortunatamente è andata tutto bene, al pronto soccorso gliel'hanno tolta. E il fatto sta che noi ancora oggi non sappiamo nulla di quello che sia successo, cioè la motivazione, parlano di una vendetta di Andrea che ha avuto quando era piccolo con questo suo avventore che si è svelato, si è costituito lui da solo dicendo che è stata una vendetta perché aveva subito, tra virgolette, una violenza da Andrea quando aveva 6 anni. Parliamo di Andrea 6 anni, cioè lui 6 anni e Andrea 10 anni. Io non so che violenza possa aver fatto un bambino di 10 anni. Allora, Massimo, ti racconto, perché proprio cos'è stato che vi ho raccontato neanche 20 giorni fa ho incontrato un altro papà, che è anche il marito di una mia amica, e mi ha raccontato la storia del figlio. Questo figlio che rincasava con degli amici a piedi vicino al San Camillo a Treviso. A un certo punto lascia gli amici, è quasi vicino a casa, sta percorrendo tranquillo la strada, ormai era arrivato, e vede una macchina che lo sfiora. Lui si scansa, vabbè, fa un po' di passi, la macchina si gira e tenta di investirlo. Per fortuna che ha avuto la prontezza di spirito di buttarsi a lato che c'era un fossato ed ha schivato la macchina. Per fortuna che in quel momento passavano una croce rossa, fatalità, perché questione delle volte il fatto, dicono il destino, e si sono accorti di questo ragazzo nel fosso e sono scesi e l'hanno soccorso. Questo papà mi diceva e mi sta raccontando, e mi raccontava quel giorno, mio figlio è cambiato completamente, non vuole più fare quella strada, ha paura di uscire, non capisce il perché, papà non lo conosco, non so chi è questo ragazzo giovane come me che voleva investirmi, non l'ho mai visto papà, perché papà? Certo. Cosa rispondo a mio figlio Mirella? Perché papà? Le stesse cose che mi ha chiesto Andrea, perché? Anche lui è stato un periodo che non voleva più uscire. Allora, premetto che Andrea è un ragazzo disabile con l'affetto da ADHD e un lieve ritardo cognitivo, quindi lui è sempre stato anche nell'infanzia è sempre stato messo un po' da parte, tra virgolette, quindi non invitato alle feste, non invitato a cose. E tant'è vero che si parlava dell'oratorio di Caonada, quando lui, mi ricordo che andava a vedere suo fratellino, che ha un anno più di lui, giocare, lui è stato messo fuori, all'attaccato alla rete e guardava gli altri bambini. Cioè per un genitore è un trauma questa cosa qua, vedere un bambino attaccato alla rete e guarda tutti gli altri bambini giocare e lui non poteva andare perché aveva un anno in meno del fratello. Cioè. Ma sento le mamme che raccontano Io queste su questo storie. fatto qua l'avevo anche
tra virgolette, denunciato ai giornali perché volevo far sì che la Chiesa non potesse lasciare da parte un bambino così per un motivo, perché era troppo vivace. Cioè, mi sembra un po' una cosa assurda. E quello con questo che mi ha però conseguito rammarica anche questo papà, come penso, non so se è anche il tuo caso, ha detto finalmente siamo riusciti a capire chi è stato, perché Sì, non è stato sì, facile, grazie anche a un pezzo della macchina, perché la macchina ha perso qualcosa, e grazie ai soccorsi che sono andati a vedere se c'era qualche indizio, perché non capivano. Non è arrivata una telefonata di scuse da parte di questi genitori, da parte di questo ragazzo, silenzio assoluto. E questo papà diceva: questo mi fa molto male, sai Mirella, questa è una cosa che non riesco a capire, ma perché non alzi quel cellulare e mi chiami, mi dici qualcosa? Perché vedere anche questo cambiamento di mio figlio mi fa paura, mi impressiona, non so cosa fare. Cioè non è un cambiamento facile. Certo. Cosa succede dentro mio figlio? Ecco, per fortuna che siete passati voi. No, a sto punto io direi che dovete fare il controllo di vicinato anche, no? Ma ci manca anche quello, perché ormai veramente la fortuna di essere preparati, ecco, di riuscire a vedere, perché è un attimo, cioè perché questo ragazzo aveva solo, diceva, le mani, un po' di male, voi vi siete accorti. Cioè... Come servizio noi siamo abituati, abbiamo una buona interconnessione tra la nostra centrale operativa qui di Treviso, che fanno un lavoro che veramente sono eccezionali, perché rispondere a una chiamata ogni 40 secondi quando è sera diventi matto. Okay? Siamo ben interconnessi con le forze dell'ordine, con i vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale, tutto quello che serve. Quindi la nostra rete è abbastanza solida e interconnessa con le varie forze dell'ordine, ci aiutiamo spesso e volentieri. C'è comunicazione. C'è molta comunicazione tra le forze in campo, quindi questa è una cosa importante. È chiaro che se uno si accorge di una cosa la riferisce all'altro, cioè, la comunicazione è presente a livello di comunicazione, poi a livello di azioni questo non è non è il mio compito. Cosa succederà quando io ti ho dato la comunicazione, questo non lo so. Chi si muoverà? Questo non lo so. Noi comunichiamo sempre con la nostra centrale, con le forze dell'ordine, con i vigili del fuoco, con tutti gli attori che in quel momento sono chiamati a rispondere all'emergenza, ok? Lì finisce il nostro compito nel soccorrere la persona che ha bisogno, nel comunicare i dati o quello che serve all'autorità giudiziaria, dopodiché noi fermiamo il nostro intervento e lì poi ci saranno avvocati, giudici e entra la magistratura, tutto quel mondo che per noi non è... entriamo marginalmente, diciamo, in quel mondo là, ecco. Matteo, quello però che fa specie, vorrei anche che me lo spiegassi, che forse c'è qualcosa che non quadra, nel senso, loro lo sanno che l'ho raccontato. Ho ricevuto il venerdì mattina una telefonata disperata di una signora malata oncologica, poi oltretutto, perché il marito era stato dimesso dall'ospedale un po' di giorni prima e doveva fare una visita, una riabilitazione il lunedì, e loro non avevano i soldi per pagare il trasporto, perché nessuno si era premurato di dirgli come si deve fare. Non avevano nessun mezzo che li accompagnava a questa importante riabilitazione. Allora la Mirella cosa ha fatto? Come ho finito la trasmissione, ho detto stai tranquilla, perché piangeva, disperata, faceva proprio pena, poveretta. E ho iniziato a chiamare la Croce Rossa. Lui ha detto: ma avete chiamato la Croce Rossa? Sì. Il problema non era la Croce Rossa, come dici tu, il problema era che non c'erano né i mezzi né i volontari. Ho chiamato Padova, ho chiamato 2 Carrara, no, faccio anche i nomi, poi tanto li sapete. Sì, vabbè. Giustamente loro mi dicono: guarda Mirella, 2 ambulanze occupate, oggi è venerdì, per lunedì non possiamo, e non abbiamo neanche i volontari perché non c'è. Sì. Allora ho chiamato i servizi sociali. Per fortuna hanno risposto, perché con la Croce Rossa non riuscivano a incontrarsi. Per fortuna mi hanno risposto, e qua arriva il grande problema: passano il cerino, nel senso che è colpa di questi 2 diversamente giovani, perché non hanno fatto la documentazione che dovevano fare,
perché bisogna presentare un rimborso, ma ci vuole le carte, famosa burocrazia che abbiamo. Questo signore, del quale poi ho parlato, non sapeva neppure il nome dell'assistente sociale, qua la dice lunga su come erano presi queste due creature. Allora ho detto, io non ci sto mica, o lei va a prendermi questo uomo e fa fare la riabilitazione, perché parte tutto da qua parte, dai servizi sociali, sino io faccio diventare un caso nazionale questo caso. Allora, non necessariamente, nel senso che il servizio dell'ULSS ha anche un servizio di trasporto infermi. Okay? Sono i taxi, le ambulanze taxi, è un servizio che l'ULSS dà alla popolazione. Chiaro che deve essere attivato con dei criteri ben precisi. Chi per primo deve attivare questo servizio? O il reparto ospedaliero da cui dipende il paziente o il medico di base. Quindi l'iter sarebbe andare dal medico di base e dire: mio marito, mio figlio, mia nonna non riesce. Fermo, è là. E infatti sapevo che non facessi loro sono andati dalla dottoressa, dal medico di famiglia, e hanno anche detto: ma possiamo chiamare la Croce Rossa nel caso se, perché cosa facciamo? E la dottoressa, questa è la risposta, ma penso di sì, dopo visto com'è andata la storia, ti ha detto: ma la Croce Rossa non fa mica questo, non mi risulta. No, come non fa questo? Allora, no. Cioè, no, ma dovete spiegare queste robe, che caso lo sanno mica questa roba qua, Allora, io sto parlando del servizio ULSS, del trasporto in convenzione. Benissimo. Che ha... Allora, questo uomo viene dimesso dall'ospedale. Esatto. Ed è andato bene. È andato bene. Poi c'è questa riabilitazione che deve fare, però ci vuole una documentazione. Esatto. Allora, la strada più corretta sarebbe sentire il medico di base che dice: il signore non riesce a spostarsi autonomamente per malattia, per qualsiasi cosa. Io, come medico di base, prescrivo il trasporto in ospedale o nel centro riabilitativo, quello dove devo andare, ok? Perché oggettivamente il paziente non riesce a spostarsi da solo, ok? Questa è la strada pubblica, la strada del Servizio Sanitario Nazionale. C'è anche un'altra strada che è la strada privata. Okay. Non è detto da nessuna parte che la Croce Rossa, bianca, verde, azzurra, quello che volete, non possa fare questo servizio. Di solito sono servizi a pagamento, okay, che in base alle richieste è chiaro che andrebbero programmati con un certo anticipo. Non mi puoi chiamare adesso per... Fra un'ora devo trasportare. Visto che era stato dimesso, la data c'è. Vanno programmati. Se tu sai che fra una settimana hai la visita, non chiami un'ora prima, perché l'ambulanza può non esserci. Certo. I volontari, in quanto tali, ci sono quando possono. Okay. Per quello lui sa anche un servizio di trasporto infermi, che non è quello urgente, quello nostro, che può aiutare queste persone a spostarsi in caso di. Okay. Là bisogna che il paziente scelga quale strada fare. C'è la strada più semplice e più onerosa, che è quella del pagamento. Ci organizziamo con la Croce X, con l'associazione Y. Però bisogna pagare. E se io non ho i soldi? Si va con l'ULSS. Già, ragazzi. Allora, io non devo essere fortunata ad avere Matteo, Massimo, Paola, io devo avere quello che mi aspetta di diritto e devo saperlo prima, non quando mi presento, ma tu non hai fatto la documentazione. No, chi è che non ha fatto? Ma purtroppo, voi lo sapete. Però perché... questo esula dal mio ma non c'entra ruolo niente, era per capire, perché qui non si capisce. Tu pensi che a Silea hanno chiamato perché il vaccino, il medico di famiglia non glielo faceva perché non ne aveva. Cioè, capisci che c'è tutto un mondo di confusione sui diversamente giovani che non sono preparati, non sanno, non c'è comunicazione, non sanno adoperare gli strumenti, quelli che magari gli altri sanno adoperare. Allora noi non possiamo trovare queste persone in queste difficoltà, perché noi paghiamo delle persone per fare questo, che sono i burocrati. Allora il medico di famiglia, a mio avviso, e l'ho detto anche ieri che avevo la segretaria di medici di famiglia, dovrebbe avere un elenco di associazioni dove il paziente, in base ai problemi che ha, dice: guardi, lei deve rivolgersi a questi numeri.
Perché il paziente poi non ha bisogno solo di questo, ha bisogno della spesa, delle medicine, di essere trasportato. Cioè capite che vi stanno prendendo in giro? Io ho avuto questa persona che voi conoscete, che ha tentato 2 volte il suicidio, che ha detto: nella carta ne ho 9 che mi seguono, nella carta 9 persone che nella realtà non ho nessuno. Sono mesi e mesi che non ricevo un soldo, che non rispondono al telefono, cambiata 2 volte l'assistente sociale, e io cosa faccio, come vivo? Per fortuna che è arrivata Mirella col banco solidale e con l'assegno, che sono riuscita anche a fare le cure che dovevo fare. Ma io cosa dovevo fare? L'INPS che ha sbagliato, che al posto di 600 euro gliene ha dato 60 e deve fare ricorso. Capite che non può funzionare così, bisogna che cominciamo a parlare, a dire, ecco, anche a chiedere, a bussare, non abbiate paura, e se qualcuno vi risponde male chiamate chi di dovere, perché non è possibile questa storia. Anche ieri ne ho sentite di infinite di storie, perciò così non può funzionare. Cosa dici? Tu sei l'esempio? Sì, certo. Non so niente, cioè questo qua ha rischiato di perdere il figlio, non sa niente. Ma come non sa niente? Cosa vuoi dire? Dico che assolutamente, cioè non può funzionare un sistema così, non può funzionare, ci vuole veramente assistenza e tutto, essere anche un po' tutelati. Come si fa un ragazzo in un centro così a essere colpito da una freccetta e non riusciamo a vedere telecamere, cioè non funzionava niente, neanche testimonianza di qualcuno, nessuno ha visto. Erano le 5:30 del pomeriggio. Perciò no. Ma la piazza era piena. Ma Non è che non abbiamo avuto telecamere per poter visionare. cosa dice tuo figlio? Dice che ancora oggi, quando ricordiamo quell'evento là, È dura? È dura. Dice, papà, adesso ha paura anche di uscire la sera, perché fortunatamente ha degli amici che lo vengono a prendere a casa e lo riportano con la macchina, perché lui non ha patente, quindi o lo vado a prendere io, o va la mamma, o il fratello, comunque non lo lasciamo mai solo. E i genitori di questo ragazzo? Mai sentiti? Anche tu? Mai sentiti, zero assoluti. Loro si avevano fatto una denuncia quando era piccolo, il fatto che avevano lamentato di questa violenza quando aveva 6 anni il figlio e 10 anni Andrea, non so cosa potessero aver violentato. Comunque, ma all'epoca poi non si è fatto più sentire nessuno. Noi abbiamo saputo tramite il nostro avvocato che ci ha detto il nome di questo ragazzo qua, che oggi è maggiorenne, quindi... No, ma hai fatto bene a venire, sai Massimo, perché bisogna anche iniziare anche a parlare, alzare la voce, che sai, il nostro paese col Minovo Combatta, qualcuno ci è passato sopra al Minovo Combatta e ci hanno completamente asfaltato, perché tanto cosa fanno? Dove vanno? Siccome conoscono i casi, non è che non li conoscono, il problema è tutto là, che sanno dove veramente prendere posizione. Io sono convinta che se fosse tuo figlio fosse stato figlio di qualcun altro sarebbe diventato un caso. Potrebbe essere. Ecco, io anche perché pensa male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca. Pubblicità. C'è ancora Rinaldo? Io non avevo sentito che avevo Rinaldo al telefono, purtroppo. Ciao Mirella. Eccolo qua, scusami Rinaldo, ma proprio non avevo sentito niente. Ma non importa, va bene lo stesso. Grazie, grazie. Va bene lo stesso, non ti preoccupare. Le robe più importanti da risolvere. Voglio dire ai tuoi ospiti, con tutta la buona volontà che abbiamo, con tutta questa gente che si presta gratis per aiutare, non siamo buoni a risolvere i problemi. Io ho una certa età, adesso ormai, e so di passare tutte queste storie che vedo qua. Ma mi pare impossibile. Ma è politica, Mirella. I politici, finché vanno a sentarsi su una carriera, ti promette di tutto. L'abbonamento, tutto ti promette. Adesso, quando chi sentai, non si ricorda più. Però voglio dire ai politici, cui sei chi inciampa, che sei vergognoso, va bene. Puoi comprare tutto quello che vuoi che stai in zappa. L'unica roba che ti compra è il tempo, e il tempo va avanti sempre, e tutte le fatte verso la povera gente che fa sì, e perché il tempo non si ferma, il tempo viaggia, va avanti, e perché tutte diventiamo fiantini più buoni, più avvicinarci alla povera gente, come che fa questo medico qua,
dico 50 anni che vado su Grappa, e venendo via da Grappa, da Malgamure al salto della Cabra, che vede, quando sarà, gli sta un incidente e si veniva su uno fuori. In 10 minuti io ho imbragato pim pum pam e io l'ho portato via. Io conoscevo anche questa persona e io l'ho salvato. So cosa chi fa, la difficoltà che ha, che sta gente qua merita solo che applausi per chi fa del bene per tutti, e non ha niente, il dà solo il cuore suo e che si è contenti perché lo che fa. Dai, mi legge la solita storia, vivono tanti anni, sono stato così a tutto, così da ospedali, manicomi, dai che ti tutto qua. So come che funziona. Al mangiare che gli davano una volta in ospedale ed era buono per chi comprava le frutta, le verdure e roba buona, nuova. Adesso da dove viene questa roba? Basta così perché sennò non ce la faccio. Grazie Rinaldo, le riflessioni di Rinaldo a voce alta l'ho fatto aspettare, ma è rimasto là fermo col cellulare, fu duro, però è giusto anche sentire, ecco, questo popolo che veramente io sono convinta che siamo tanto brava gente. Là il problema grande che siamo troppo bravi. Maria da Dario, ecco, cosa vuole dire? Proprio abbiamo sentito il marito, questo figlio stupendo, meraviglioso, che veramente qualcuno si sta aggrappando sugli specchi per cercare di avere giustizia, ma quale giustizia? Chi è che deve avere giustizia a questo punto? Cos'è la giustizia per una mamma quando succedono casi di questo genere? Cos'è la forza di andare avanti, di dire ma bisogna anche riuscire a capire cosa è successo, come state facendo voi? Prego Maria. Allora, niente, questo ragazzo praticamente ha avuto questa aggressione, non si capisce bene il motivo perché l'aggressore abbia avuto tanto risentimento nei confronti di mio figlio. Fatto sta che mio figlio, la freccetta è stata conficcata con tanta violenza, prima ha ricevuto pugni, poi più volte con questa freccetta ha provato più di una volta a conficcargliele. Al terzo tentativo gli ha conficcato questa cosa e per fortuna la freccetta mancavano pochissimi millimetri a un punto particolare della tempia, mio figlio ha rischiato di morire. Gli è andata troppo bene perché veramente mancava pochissimo, l'hanno detto i sanitari del pronto soccorso. E niente, io quel giorno mi hanno chiamato, sono arrivata subito perché lavoravo in centro a Montebelluna, quindi vicinissimo lì in piazza, sono andata di corsa, ho visto mio figlio in quelle condizioni, l'ambulanza era già arrivata, i carabinieri, veramente da morire. Cosa vuole dire Maria, la mamma di questo ragazzo? Niente, noi non abbiamo ricevuto. Guarda le telecamere. Noi non abbiamo ricevuto nessuna scusa da parte della famiglia e questo è inaccettabile. Può spostare un attimo i capelli per cortesia che vanno sul microfono? E niente, siamo rimasti molto amareggiati perché comunque mio figlio dopo questa aggressione aveva problemi a dormire, è stato seguito da uno psicologo perché aveva paura di uscire, quindi i giorni a seguire, i mesi a seguire sono stati molto molto duri, anche perché lui ha già una patologia e quindi ha già i suoi problemi. Io dico, oltre al danno la beffa, perché oltre a quello che ha subito nostro figlio, addirittura è stato accusato di una cosa inconcepibile. È lui il colpevole fra poco, no? Sì. E niente, noi non abbiamo fatto nessuna richiesta dei danni morali e fisici, e anche per il fatto che loro hanno presentato nel fascicolo questa cosa del pronto soccorso, ma in effetti non c'è nulla, quindi... Non è una prova tangibile. No, mio figlio comunque ha avuto danni psicologici, fisici, ha rischiato la vita, eccetera, eccetera. Noi non abbiamo chiesto niente perché all'epoca il nostro avvocato disse: il ragazzo è minore, non lavora, dovete voi spendere tanti soldi per fare questo tipo di richiesta, e noi all'epoca non avevamo la possibilità di farlo e quindi abbiamo lasciato perdere. Sandra da Padova, poi continuiamo, vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Io sentire questi genitori mi prende veramente il cuore, Mirella, perché ogni giorno ne sento una. Volevo anche l'angelo che hai vicino
che fa sti soccorsi, che si presta a dare una mano, e complimenti proprio, per meno male che ci sono queste persone. Poi volevo dirti una roba, Mirella. Adesso con l'apertura della trasmissione sentire sta musica è gioia per il cuore, almeno un po', diciamo, di allegria. Io ieri, venendo a casa, che ero andata a farmi la spesa qui in centro a Padova, c'erano due signori, sui 50 anni, 45-50 anni, adesso non mi ricordo lo strumento che aveva, sai, quello enorme che porti dietro le spalle, cos'è il basso, vabbè. A un certo punto l'ho fermato e ho detto: mi scusi, ma voi fate parte di un'orchestra? Mirella erano i solisti veneti. Ma dai, quelli che abbiamo avuto ospiti, sì. Te lo giuro, Mirella. Bene. Mi sono fermata un quarto d'ora a parlare, e allora, siccome io avevo conosciuto 50 anni fa a una cena il maestro Simone, l'ho anche detto, ma a parte questo che è relativo, ho detto, e ho parlato dell'orchestra, Mirella, dei ragazzi giovani. Sì. E mi ha detto questo che parlava, ha detto: signora, ma sta scherzando? Noi non sappiamo niente. Mirella, ho detto: ma non c'è qualcuno che si dà da fare? Cioè, uno che ha anche possibilità economiche, perché, Mirella, c'è gente miliardaria, inutile che anche a Padova è ricca, non è che Padova è una città, diciamo, poveretta, come diciamo qua nel Veneto. E io sono stata un quarto d'ora a fare una testa così a questi due signori, e volevo dire un'altra cosa. Io adesso sto facendo anche, scusa Mirella, ma non è per fare, sai, a me piace prestarmi se posso, è il fatto mio caratteriale, ero così da giovane, parenti, amici, in qualsiasi la parola, anche finanziariamente, perché quando c'erano le possibilità con mio marito abbiamo dato tanto, me lo abbiamo fatto. Veloce, Sandra. Però a parte questo, Mirella, io adesso sto facendo mente locale dei vari amici che avevo, che so che hanno possibilità economiche. Sì, ma mai è sciolta, anche... Sandra, chissà quanto... Allora io spero di trovare qualcuno, Mirella, che si presti a dare una mano a sti ragazzi. No, non ci sono più, Sandra, non ci sono più. Non ci sono più, Sandra. Si è sciolto tutto. Grazie Sandra, grazie anche per il supporto, mi fa veramente piacere, penso anche agli ospiti, queste telefonate di sostegno, che questi sono i veneti, gli italiani, dobbiamo dire la verità, il problema è che dopo qualcun altro purtroppo strumentalizziamo le storie qua. Più di qualcuno, ecco, la politica invece dovrebbe anche ascoltare queste famiglie, questi genitori, e dare, ecco, un senso, cos'è la parola giustizia. Allora andiamo a vedere le slide che ha portato Matteo Tomasi per capire anche questo, ecco, lavoro importante che stanno facendo per salvare le vite, ecco, veramente un impegno fondamentale. Allora vediamo le slide e le commentiamo con Matteo Tomasi. Se partono, eccolo qua. Pedemontana Emergenza, sì, volontari per la vita, che bello. È un ODV, quindi organizzazione di volontariato, che mette a disposizione del personale sia professionistico, quindi noi come medici, infermieri, sia personale a noi ausiliario, cioè i volontari, per servizi in convenzione con l'ULSS 2 per tutta la parte che riguarda il 118 nella provincia, nella parte nord pedemontana del Grappa, il Monte Grappa, la zona del Valdobia Denese e l'automedica del pronto soccorso di Montebelluna. Okay. Andiamo avanti, se ci sono altre slide per cortesia. Facciamo prego. Appunto tutta la parte anche di colori. I colori, sì, la protezione civile. Protezione civile significa che quando ci viene chiesto dal SUEM provinciale un mezzo aggiuntivo per calamità, emergenze alluvioni, emergenze neve e quant'altro, siamo in grado di almeno una macchina di dargliela in tempi brevissimi, in tempo di mezz'ora. Okay. Ci occupiamo spesso della formazione sia del volontario che farà servizio poi nelle nostre ambulanze, sia del personale laico, quello che è il personale, l'uomo della strada, cosiddetto, nelle scuole, nelle manifestazioni, siamo presenti in
un po' nel territorio, un po' per farci conoscere, un po' per promulgare questa idea e questa mentalità del soccorso e anche del volontariato in sé, insomma. Cosa che Giovani e volontariato? Giovani e volontariato, devo dire che c'è stata qualche anno fa una piccola crisi. Adesso con l'ultimo corso abbiamo avuto alla fine 48 nuovi volontari in un colpo solo, è stato anche di giovani, abbiamo gente anche di 18-20 anni. Forse perché li intrigate si sentono anche protagonisti, perché il giovane vuole essere anche Il protagonista. giovane vuole essere protagonista. Noi per esempio come Pedemontana Emergenza abbiamo anche delle convenzioni con l'Università di Padova e con l'Università di Ferrara. Siamo in grado di accogliere nelle nostre automediche, nelle nostre ambulanze, gli studenti di medicina, gli studenti di infermieristica, farli provare, farli vedere il mondo dell'emergenza, fargli capire cos'è l'emergenza. Riusciamo a farlo anche in accordo con col pronto soccorso, fargli vedere anche la vita del pronto soccorso, qualcosa, insomma tutto quello che riguarda la parte... Guarda, è fondamentale, io dico sempre, mi ricordo quel ragazzino che stava camminando per strada, una signora è caduta, gli ha fatto il massaggio e quando gli hanno chiesto ma che bravo perché veramente l'ha salvata, no, è la prima volta e l'ho imparato a scuola. Cioè, ma vi rendete conto intanto come si applica, cioè come a loro entra facilmente? Sì, personalmente sono andato anche in tante scuole a fare qualche incontro di primo soccorso. Dopo scuola, non è che possiamo pensare anche un dopo scuola, specialmente a quelli più terribili magari. Non è che possiamo pensare ad applicare i programmi ministeriali, appunto. Visto che sono previste 15 ore all'anno di primo soccorso alle scuole. È un appello. Matteo, fai un appello, visto che questa trasmissione è molto seguita. Noi ci siamo, volontari, associazioni che si occupano di primo soccorso, ce ne sono. Siamo qui e se qualche docente, qualche dirigente scolastico ha voglia, insomma, noi abbiamo anche tra l'altro in Pedemontana abbiamo anche uno che è dedicato a seguire le scuole. Quindi un responsabile che segue tutta la parte formazione scuole, formazione in giro. Quindi siamo organizzati, ci stiamo organizzando in modo anche abbastanza strutturato, anche per seguire non solo la parte emergenza, quella pura dell'ambulanza che corre, ma anche tutta la parte dell'organizzazione dei corsi, della promozione della sicurezza, della salute pubblica. Qui si può parlare di sicurezza, di corsi, di stage. Di sicurezza, qua vedo giusto, non la borsa della spesa del volontario 80 anni che deve fare lo stage per la sicurezza, cioè capite, va veramente. Allora, Maria, cosa diciamo? Ecco, come chiudiamo questa... Io sono d'accordo con Matteo. Con Matteo, sì, sul fatto che bisogna fare informazione nelle scuole, perché appunto i giovani apprendono subito, quindi anche proprio nelle superiori che i ragazzi già... Informazione e formazione. Formazione, perché appunto dopo i 18 anni possono anche fare i corsi e quindi diventare volontari. Già a 16 possono fare i corsi, non potendo fare attività operativa fuori con l'ambulanza, cioè uscire, però già a 16 puoi fare il corso di primo soccorso, quindi se dovesse essere che la mamma, la nonna, lo zio, qualcuno, insomma, hai già un'idea di come... Aspetta, perché adesso hai detto a 16 anni non si può... No, non si può uscire operativa, perché manca la maggiore età. Bisogna essere risolti. Allora, a 14 anni diamo il patentino e li mettiamo nella strada e allora là si sono responsabili. Però a 16, dove questi invece di 16 ne hanno molto di più anche come tecnologia, non possono salire, magari anche per vedere, perché guardando si ruba anche con l'occhio come si fa. È una questione legale, questa non, allora, per cortesia politici di ascoltare quello che sta dicendo. Nostra competenza. No, ma lo diciamo, siccome che a 14 danno il patentino per la strada... A 16 anni puoi fare il brevetto di aereo d'elicottero. Avete capito come funziona? Vabbè, comunque bisogna parlarne, poi ognuno faccia le proprie riflessioni a casa, ma almeno io posso dire che ogni mattina con questa trasmissione metto una goccia, dopo non so dove va a finire, però la goccia la mettiamo tutti assieme con i miei ospiti. Come salutiamo, Maria? Niente, io spero che non ci siano più violenze in generale, diciamo, e che comunque si faccia un attimino di attenzione, diciamo, alla formazione di questi ragazzi, proprio perché ci vuole anche un senso civico, diciamo anche, cioè bisogna collaborare scuola e famiglia,
cioè, non servono solo le scuole che ti insegnano, diciamo, le materie curriculari, eccetera, eccetera, però ci va anche un po' di educazione a livello civico, sia da parte delle scuole che delle famiglie, cioè questi ragazzi li dobbiamo tirare su, devono essere responsabili e capire cosa stanno facendo, perché oggi i ragazzi, cioè, veramente succedono delle cose inconcepibili, cioè, forse anche le famiglie prese dai lavori non seguono più bene come una volta i figli, lasciati un po' a se stessi, cioè bisogna seguirli questi ragazzi, soprattutto nell'età evolutiva, perché quella è l'evoluzione in cui il ragazzo si forma. E quindi sì, attenzione, la piantina che cresce va seguita. Sì, chiedo più di attenzione sia da parte delle famiglie che da parte delle istituzioni, appunto perché i giovani che abbiamo possono diventare degli adulti responsabili. Vedi Maria, io l'altro giorno ho detto una cosa, un ospite, era un insegnante, un direttore anche scolastico, un dirigente scolastico, ho detto Dio, patria e famiglia. E poi ho aggiunto scuola. Allora, se io non credo, perché ho un'altra religione in Dio, la patria non ce l'ho perché sono spostato da tante cose, sono arrivato per caso. Famiglia non esiste perché non è sempre facile avere la famiglia o genitori. Certo. Scuola, ma la scuola è in grado di sostituire tutte queste cose? No. E allora chi arriva? Il volontariato. Eccolo qua. Non c'è niente da fare, là andiamo a parare. Io ho avuto la fortuna di iniziare a 16 anni con la protezione civile, mio fratello 14. Cosa sentivi dentro? Cioè, cos'è che ti ha portato a questo? Era voglia di fare qualcosa, nato in famiglia, cioè papà medico, mamma infermiera, cioè è una questione di famiglia. Sì. E allora zii, tutti... Ma quelli che non arrivano, non possiamo andarli a prendere, Matteo, ma perché non possiamo andarli a prendere e accompagnarli in un percorso educativo? Cioè quando sento anche, ecco, educazione civica, ma perché la dobbiamo fare solo a scuola? La facciamo a scuola, ma una volta che ti ho spiegato a scuola ti porto anche a vedere cos'è il mondo e poi tu scegli. La nostra idea sarebbe quella anche di fare su a Pieve del Grappa una specie di porte aperte, esatto. di fare questo. Abbiamo tantissimi giovani che o per studio o per passione si appassionano anche ai nostri servizi d'emergenza, eccetera. Stanno arrivando questi giovani e noi stiamo parlando sempre però di giovani che fanno delle scelte. Io posso scegliere di fare una vita di strada, una vita di delinquenza o quello che è, oppure una vita di servizio alla popolazione. Io in questo ringrazio tantissimo la nostra gente perché ci supporta molto, almeno nella zona pedemontana, cioè la nostra popolazione c'è molto vicina, qua lo sentiamo, la vicinanza ci aiuta, ci sostiene, ci dà una mano proprio. Vai, se non ci fosse dovremmo inventarli. Maurizio da Conserve, poi chiudiamo. Vai Maurizio! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, io mi spingo un po' oltre, qua sotto le feste di Natale ne sentiamo di tutti i colori, no? Ecco, allora io sto parlando delle nostre tradizioni. Allora, ultimamente viene calpestato Gesù. Non viene rispettata la nostra tradizione natalizia perché forse qualcuno non vuole urtare i sensi di qualcun altro. Allora se quel qualcun altro non sta bene e non rispetta il nostro credo, che se ne può andare da un'altra parte. Questo è il primo punto. Poi un'altra cosa, il discorso che il nostro paese è laico non è niente vero. Chi è che ha detto queste cretinate qua? Il nostro paese è fatto di una religione che si chiama cristianesimo, è cristiana. Forse ai tempi dei Romani era pagano e laico, ma adesso, naturalmente, visto che c'è anche il Vaticano, da millenni, il nostro paese è cristiano, quindi ha una religione, ok? Ecco, e io mi sento anche offeso come cittadino italiano che vengano calpestate tutte le nostre belle tradizioni. Ecco, datemi una risposta voi, ecco, se potete. Ciao Mirella, buona giornata. Cioè, non è che l'albero che cade fa più rumore di una foresta che cresce, Maurizio. Insomma, non mi sembra che siamo a questi livelli. Ci sarà stato qualche caso, ma è stato anche chiarito che era forse dovuto che qualcuno voleva una certa visibilità
Io vi ho raccontato che ho il presepe con crocifisso grande così, che c'è più di 30 paesi che mi torse da mangiare, nessuno aveva mai detto niente, anzi guardano il presepe, chiedono, si informano. Ieri abbiamo dato tutte le cose di Natale, comprese le statuine del presepe per chi non ha la possibilità di prenderle, perciò non guardiamo l'albero che cade invece di guardare la foresta che sta crescendo, e l'abbiamo spiegato anche bene. Prego. Ma anche noi nel nostro gruppo abbiamo gente di altre religioni che ci danno una mano senza nessun problema. Cioè non è Ci saranno anche questi casi, per carità. Per carità, il buono e il male c'è dappertutto, però noi abbiamo tranquillamente gente di tutte le religioni, tra gli atei, musulmani, ebrei, c'è di tutto, non c'è nessun problema. L'aiuto è universale, non segue. Senti la Maria, tu che non sei del nord di sicuro, vivi qua, cos'è la tradizione per voi? Perché io so che voi la sentite in particolare, sbaglio? No, è una bella cosa portare avanti le tradizioni, perché giustamente... Tu cosa fai a casa? L'albero, il presepio? Io quest'anno ho fatto già l'albero, il presepe di solito non lo faccio, anche se mi piacerebbe, però non ho lo spazio. Si devi decidere fare una cosa o l'altra, però la tradizione c'è. Sì. E le ricette, Maria, cosa farai a Natale? Le ricette, allora io quest'anno purtroppo le feste le passo in una struttura perché sto facendo un tirocinio di OS, anche io in passato ho fatto volontariato col 118, ero con la Croce Bianca e quindi Natale, tutte le feste le passerò in questa struttura e niente, diciamo come tradizioni io sono molisana di origine. Abbiamo dei dolcetti particolari, a me piace tanto fare dolci, si chiamano pepatelli, sono dei dolci pepatelli. Che dolci sono? Allora, praticamente un dolce, diciamo, tipo i cantucci, si fanno con mandorle, farina e miele. Sono un po' duretti, però è proprio la loro caratteristica. E tu a Natale dove sarai? A Natale a casa, Santo Stefano al lavoro sicuramente. Ecco, avete capito come funziona il mondo del volontariato. Sì, noi abbiamo dei turni, quindi dobbiamo seguire... Ascolta, dai un messaggio a quelle persone che si inventano di fare da soli, ecco, di salire, di fare questi percorsi, magari anche con pericoli. Perché nel senso anche di queste uscite, che adesso c'è la neve, vado a sciare, anche dove non posso sciare, ma decido io perché tanto... Cioè facciamo un appello, Allora, perché la neve è arrivata fortunatamente. La neve è arrivata, la cultura comincia a essere abbastanza seria anche dal punto di vista della sicurezza della montagna, del rispetto dei bollettini niveologici, delle previsioni meteo. Il cane sciolto, chiamiamolo, c'è sempre quello che va di testa sua, che fa di testa diventa sua. Un pericolo anche per gli altri. Diventa un pericolo per se stesso, per gli altri, per i soccorritori stessi, che poi dobbiamo andare a prenderlo su posti, che personalmente sono andato in posti che manco le capre ci andrebbero, quindi cosa è l'appello? L'appello è sempre quello di affidarsi e consultare i bollettini meteo, i bollettini neve, essere preparati dal punto di vista fisico ma anche dell'attrezzatura. C'è gente che mi va inferrata con le scarpette da tennis, non è una cosa intelligente da fare, ma tanto è semplice, sì, è proprio sul semplice che ti fai male, nel senso, perché proprio non hai l'attenzione che dovresti avere nella via più difficile, magari se un sacco è difficile sto anche attento, quando è semplice, come gli incidenti stradali. Vado e via, esatto. E chi se ne frega. Grazie a Matteo Tomasi, responsabile servizio per le montagne e emergenze, è stato con noi. Grazie a Maria D'Addario, mamma di Andrea, che salutiamo. Ciao Andrea, dai che ce la facciamo, ti farò conoscere anche altri ragazzi con i loro genitori, darò il numero a mamma, Maria, ecco, così vi scambiate, ecco, loro non vedono l'ora di incontrare altre persone, perciò ti darò il numero di questi genitori, così fate una bella squadra. Sta crescendo il numero di genitori che dopo dei traumi veramente stanno cercando di mettersi assieme per fare il dopo di noi, ecco, sono loro che si stanno muovendo. Perciò grazie anche a tuo marito Massimo Varanese e un grande abbraccio a Andrea, che poi questa sera o domani mattina sul smartphone vedrai la trasmissione, se avrai piacere. Vai che sei il numero 1. Grazie, pubblicità. Vi presento
Benvenuto a altri graditi ospiti, abbiamo in presenza Massimo Zappia, imprenditore, siamo collegati, grazie Massimo, siamo collegati con la dottoressa Federica Bombieri, kinesiologa in ricerca di neuroscienze, attività motoria, preventiva e adattata per malati di Parkinson. Abbiamo anche il professor Angelo Antonini, neurologo, movimento, cervello, anziani, diversamente giovani, chi ne ha più ne metta stamattina, parleremo di tante cose perché noi siamo andati fuori di testa, siamo veramente fuori di testa perché le notizie che arrivano ai comuni mortali per quanto riguarda la sanità, per quanto riguarda lo sport, per quanto riguarda il tempo libero, per quanto riguarda la nutrizione, per quanto riguarda tutti noi, scuola compresa, andiamo non bene. Dico, ma come Mirella? Ma se i dati che dicono sono diversi, però anche esperti fortunatamente che hanno studiato, ecco, soprattutto le cose, l'economia, la finanza, il lavoro, e non va di sicuro bene. Sentiamo cosa ne pensa la dottoressa Federica Bombieri. Grazie dottoressa. Eccola qui, ecco lei dal suo osservatorio cosa sta vedendo? Andiamo così bene, tutti stanno bene, servizi alle persone, non è un problema, soldi a IOSA ce ne sono, prego. Allora, no, sono assolutamente d'accordo con lei, non va tutto bene, c'è assolutamente tanta confusione. E abbiamo bisogno di muoversi e purtroppo il movimento è diventato spesso un optional. C'è ancora l'idea che il movimento serva per dimagrire, mentre dobbiamo capire che il nostro corpo ha bisogno di nutrirsi, dormire e di muoversi. L'attività motoria è neuroprotettiva, neurodegenerativa, ma troppo spesso le persone delle quali mi prendo cura, mi occupo, parlano di attività come una cosa in più, come un'attività non necessaria. Esistono invece delle linee guida che dicono che il movimento, affinché sia efficace, è un po' come un farmaco, dunque va prescritto e va fatto con rigore. Ogni tipo di patologia infatti ha bisogno di indicazioni specifiche. Quello che diceva lei, siamo andati un po' fuori di testa, non siamo andati fuori di testa, ma se non ci muoviamo è più facile che questo accada. Vede il problema qual è, dottoressa? Che non è che non abbiamo le cose oppure anche dei servizi, il problema è che non li conosciamo, non c'è trasparenza, non c'è comunicazione tra vari enti che dovrebbero parlarsi e soprattutto dobbiamo avere a che fare con delle persone ormai diversamente giovani, che hanno tante patologie, che hanno tanti problemi, perché è facile dire fai una passeggiata, con chi? Come mi muovo? Certo. Chi può sostenermi? Perché noi pensiamo, ma fare una passeggiata non costa niente, ma dovrebbero farla anche le persone che hanno dei problemi, accompagnate da qualcuno. Invece anche il mondo del volontariato, dottoressa, è diviso, non ci conosciamo, tutti facciamo tutto, alla fine non facciamo niente perché troviamo l'anziano che non riesce neanche a scendere dalla casa perché non ha l'ascensore. Questa è la verità. Oppure, come ho raccontato questa mattina, e non solo perché spero che qualcosa si muove, questo anziano che doveva fare riabilitazione e nessuno andava a prenderlo a casa perché non aveva fatto giustamente l'iter burocratico che bisogna fare, ma non era lui secondo me, e non avevi i soldi per pagare l'ambulanza o qualcuno che lo andasse a prendere. Perché non c'è comunicazione, non si parla, la dottoressa non sa, perché non hai le associazioni di volontariato che possono aiutarlo, perciò ci vorrebbe un numero, ecco poi lo chiedo anche a lei, di associazioni che i medici di famiglia dovrebbero avere in base alle esigenze della persona che hanno. E invece non si fa, ma devo essere io, dottoressa, a dirle queste cose? Oppure ci sono delle persone che noi paghiamo che dovrebbero fare questo, dialogare tra di loro, mettere insieme, vedere come stanno queste persone che hanno nome, cognome, una via, che non si trovano solo quando ci sono le elezioni, ma si dovrebbero conoscere anche prima? Prego. Allora, purtroppo ha ragione, molto spesso non c'è continuità sul territorio. Molto spesso viene detto in modo generico, come diceva lei, deve camminare, dire ad un paziente, ad una persona sola, ad una persona fragile, vai a camminare,
è veramente complicato a volte, perché queste persone hanno bisogno di un supporto. Inoltre, come dicevo prima, serve continuità. Io ad esempio per spiegare ad un paziente come si cammina ci metto un'ora. Troppo spesso si danno indicazioni, anche gli esperti, gli specialisti danno delle indicazioni troppo prostapocchiste, come se fosse semplice. La continuità sul territorio, è vero, è assolutamente debole. Lo studio nel quale io lavoro è non a caso uno studio privato. Il servizio del quale io mi occupo è un servizio ad oggi a pagamento, proprio perché servizi soprattutto per persone fragili che diano continuità, che diano ad esempio ciò che manca è la formazione del caregiver, dare degli stimoli, degli aiuti quotidiani al caregiver che si occupa del paziente o comunque della persona fragile, è una cosa che purtroppo sul territorio la verità manca. Molto chiaro. Sentiamo anche cosa ne pensa il professor Antonini, però prima andiamo a vedere il video che ci ha mandato. Andiamo a vedere il professor Angelo Antonini, il video. Ciao prof, sto lavorando ma poi ci sentiamo. Comunque la risposta è ok. Allora professor, poi ci sentiamo, ecco, come commentiamo, ha sentito anche le parole della dottoressa, le mie, cosa ne pensa lei? Perché veramente un po' alla volta stiamo andando fuori di testa, perché se non abbiamo risposte cosa facciamo? Ci chiudiamo in casa e ci mettiamo là finché arriverà la nostra fine. Cosa vuole che dica io? Prego. Allora, grazie. Intanto credo che l'elemento più importante che emerge brevemente proprio dal video è quello di dover comunicare tra tutti i componenti del team che si occupa un po' della presa in carico delle persone più anziane o con malattie neurodegenerative per proprio cercare di scambiarsi delle informazioni. Oggi attraverso i sistemi informatici è abbastanza semplice e credo che il problema principale per tante persone sia proprio, come abbiamo detto già in passato, l'isolamento sociale. Il fatto che gli operatori che agiscono ognuno su tanti soggetti che hanno delle difficoltà motorie non interagiscono invece tra di loro, lo lasciano da solo, non c'è un contatto umano, non c'è un ritorno dal punto di vista di quello che è l'effetto e l'efficacia di certi interventi. E quindi si creano anche molti malintesi. Per esempio con la dottoressa Bombieri noi stiamo cercando di sviluppare un percorso integrato in cui le persone con Parkinson o con altre malattie neurodegenerative o comunque con disturbi motori possono instaurare un percorso che in parte è riabilitativo, in parte è anche di stimolazione cognitiva, perché chiaramente l'attività fisica è molto importante per l'aspetto anche di mantenere in funzionamento le nostre funzioni, i nostri meccanismi cerebrali. Le cellule devono comunque continuamente essere stimolate. L'isolamento sociale e la solitudine sono la causa principale di morte, di decesso precoce purtroppo oggi nella nostra società, perché le persone poi alla fine vanno anche incontro alla depressione, gli mancano gli stimoli per poter andare avanti, e invece l'attività motoria, soprattutto quando è integrata anche con un contatto con il sanitario, con il medico che gliel'ha suggerita, consente a quel punto di migliorare il funzionamento cerebrale e soprattutto dà al cittadino la percezione di essere stato preso in carico. Oggi nessuno si fa carico degli altri e invece noi dobbiamo in qualche modo rompere questo schema e cercare di fare in modo che anche le persone più fragili possano avere un supporto, ma soprattutto possano essere sentirsi seguite nel tempo. Se hanno bisogno sanno che gli operatori che le stanno gestendo si parlano tra di loro. Questo è il messaggio. Molto chiaro, e la ringrazio professore per aver detto chiaramente qual è la situazione, che dobbiamo fare squadra tutti assieme. Ecco, dobbiamo uscire da questo torpore che stiamo cadendo, perché veramente questo fa molto male, perché abbiamo le possibilità, però non è così semplice. Abbiamo Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, Ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Niente, volevo dire problemi su problemi. Allora, al 27 di novembre le poste di Silea hanno chiuso perché stanno facendo delle ristrutturazioni interne. È chiuso fino al 2 marzo.
mettono un cartello fuori che rivolgersi a Fiera, succursale 4 via Paolo Veronese, per le pensioni, perché le pensioni sono state portate in quell'ufficio, o se no in piazza Vittoria, poste centrali. Diciamo, alle poste centrali è chiuso l'ufficio fino al 22 ristrutturazione. Siamo sotto Natale. Questi anziani dove vanno a ritirare la pensione? Sono andata a Fiera, non sono neanche entrata. Sono passata in macchina, c'era la coda fino alla strada. Ma cosa stanno facendo? Ristruttura in estate? Ma no, solo a dicembre. Ma fanno i lavori con cosa? Non con la testa. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie Nadia per le informazioni, sei sempre nel pezzo, ti ringrazio per far capire la realtà qual è invece questa realtà, ma tanto che problemi abbiamo noi e tanto che pagano le conseguenze sono le fragilità, quelli che hanno bisogno di fare questo, che non tutti hanno l'online, che non lo sanno adoperare. Come imprenditore, come vedi la situazione, Massimo? Beh, Mirella, intanto ti ringrazio del tuo invito perché sai che io sostengo che questo è un salotto che non ha una bandiera politica, però parla col cuore, parla col petto e parla di problemi reali, sono problemi quotidiani che ci sono, anche se ci fanno vedere che va tutto bene e quindi sono delle cose palliative. E posso alzare la bandiera del pericolo, perché certo. Io la alzo ben volentieri, perché queste sono le conseguenze. Mi rifaccio un po' a quello che ho sentito della signora Nadia. È vero, ci metteranno 6 mesi a fare una ristrutturazione di un ufficio postale, togliendo l'accessibilità agli anziani, perché quando uno fa la ristrutturazione non pensa alle conseguenze, pensa a fare una cosa, ma probabilmente quello non è una cosa utile, mentre a Cortina facciamo le case in 15 giorni. Non so se hai capito, ma là c'è il denaro, dietro le poste ci saranno solo costi e quindi gli anziani possono aspettare, possono anche trasferirsi oppure possono fare non so che voli pindarici per andare a prendersi la loro pensione, che è un loro diritto. Allora, posso dirti che tutto questo è sempre una conseguenza. Noi non siamo pronti la nostra Italia sta andando a rotoli, secondo dal punto di vista imprenditoriale. Io ti dico che vedo delle cose, ma ci sarebbe da passare delle giornate intere, delle ingiustizie, delle cose strane. Parliamo di conseguenze che accadono per cose non fatte. Adesso ci sono i lavori di Cortina, perché le Olimpiadi sono imminenti. Per 15 giorni abbiamo smontato 2 città, abbiamo investito dei soldi che tanto non serviranno a niente. Forse 4 anni fa abbiamo fatto anche la palificazione per le macchine elettriche sulla strada per andare a Cortina, cosa che non useranno, quindi soldi buttati via. Allora, quando io investo dei soldi per arricchirmi, non sono più una bella persona, sono una persona che sono ingiusta. Quindi secondo me l'Italia sta andando avanti solo perché ci sono degli interessi, ma non abbiamo quello che hai detto tu, aiutarsi, fare squadra, stare insieme e risolvere il problema. Abbiamo creato gli ecobonus, abbiamo impoverito le persone, abbiamo impoverito le nostre casse, non ci sono i soldi per l'ospedale, non ci saranno i soldi per il volontariato, però guarda caso ci sono i soldi per fare tutto il resto. Allora, grazie a Massimo Zappia, ognuno a casa fa le proprie riflessioni in base a quello che sente, a quello che crede. Dottoressa Bombieri, lei ha detto una cosa importante che ho seguito attentamente, ha detto bisogna saper camminare. Io impiego un'ora per spiegare come si cammina e mi ha incuriosito, dottoressa, come dobbiamo camminare, quali problemi abbiamo? Allora, la camminata è un insieme di movimenti, di sequenze logiche che per un soggetto sano possono risultare semplici, sono degli automatismi, ma quando ci sono delle fragilità, come nel caso della malattia di Parkinson o comunque persone con decadimento cognitivo, risulta alterata, proprio perché questi automatismi vengono meno. Perché la camminata sia un esercizio aerobico, neuroprotettivo, neurodegenerativo, questo è l'effetto importante del movimento,
dobbiamo camminare bene. Cosa vuol dire? Avere una corretta postura, pendolare con le braccia, riuscire a fare il passo lungo, riuscire a fare un lavoro di tipo aerobico, vuol dire che devo fare fatica. Solo in questo modo riesco ad avere un aiuto, come se possiamo identificare il nostro cervello come un giardino. L'attività motoria in questo caso è il mio fertilizzante, dà delle sostanze, dei nutrienti che servono proprio al mio cervello a stare bene. Dunque camminare è importantissimo, ma bisogna farlo bene. Se io cammino senza spingermi sulla soglia della fatica, cioè senza affaticarmi, l'effetto neuroprotettivo non c'è. Se cammino troppo poco, se cammino troppo velocemente, se non appoggio bene il tallone, se faccio una camminata appunto non efficace, non corretta nella cinematica, nello schema motorio, i risultati del mio cammino sono inefficaci. Più chiaro di così, il problema è capire che forse fin da piccoli dovremmo avere anche certi accorgimenti e non è possibile che le maestre facciano attività motoria, dottoressa, dovremmo avere degli specialisti che insegnano anche al bambino come muoversi, cosa fare, perché l'attività motoria è fondamentale, da piccoli si impara come sta spiegando lei, in maniera che se anche un domani ha dei problemi ci sai anche un po' gestire la situazione, perché qua si guarda sempre il dopo, invece la prevenzione, ecco la prevenzione. Professor, cos'è la prevenzione, professor Antonini, e quanto importante è fare prevenzione anche a livello neurologico? Microfono. Non la sento, professore. Adesso? Mi Sì. sentite? Adesso sì. No, dico dal punto di vista della possibilità di fare prevenzione, qui abbiamo appena sentito la dottoressa Bombieri, è importante che, come dicevamo pochi istanti fa, che queste esperienze siano fatte costantemente nel corso della vita. Purtroppo noi interveniamo molto nell'emergenza, ma non siamo in grado di prevenire certi tipi di meccanismi. Questo è possibile soltanto se noi impariamo sin da bambini che l'attività motoria e certi percorsi anche di stimolazione cognitiva devono essere continuati in maniera costante nel tempo. Noi non possiamo agire ed intervenire soltanto quando si è presentato il problema, perché quello che abbiamo imparato oggi è che in tutte le malattie del corpo umano che colpiscano il cervello o qualunque altro organo è molto importante intervenire o agire prima che i sintomi si manifestino, perché purtroppo quando si manifestano i sintomi la malattia è già andata avanti. Noi in alcune patologie oncologiche, nei tumori, facciamo degli test di screening, ma purtroppo quando parliamo di cervello non facciamo nessuno screening. Ci accorgiamo dei disturbi cognitivi, dell'Alzheimer, del Parkinson, di tutte le malattie che colpiscono il sistema nervoso centrale molto tardi, perché chiaramente il cervello è un organo che ha una grandissima capacità di sviluppare dei meccanismi di compenso. E quindi l'unico modo per poter modificare il nostro percorso è intervenire immediatamente. Quindi anche se ci stiamo abbastanza bene, che ci sentiamo comunque di non avere nessun disturbo, è importante mantenere un livello di attività motoria e mentale costante nel tempo, a tutte le età, perché la prevenzione comincia da bambini. Come avete detto voi correttamente, sarebbe opportuno che esperti in scienze motorie, laureati, oggi abbiamo dei corsi di laurea ottimi in tutta Italia, quindi non sarebbe difficile permettere a loro di dare delle indicazioni ai bambini su come ci si muove e integrarle per esempio con indicazioni sull'alimentazione, sullo stile di vita. Poi ci stupiamo se questi ragazzi a 14-15 anni fanno tutt'altro e commettono quei brutti fatti di cui leggiamo sempre sui giornali. Ma se noi li indirizzassimo in maniera adeguata, anche spiegando che l'attività fisica è uno stile alimentare corretto, che prevede anche di utilizzare magari qualche volta dei cibi che non sono super sani, ma che perlomeno eviti gli abusi di alcolici e di sostanze come fanno purtroppo oggi i nostri giovani. È chiaro che questo chiaramente cambierebbe molto poi dopo, avrebbe un impatto importante anche sulla spesa sanitaria, perché la miglior
il modo per ridurre la spesa sanitaria in regioni come la nostra, dove la popolazione sta invecchiando, è proprio prevenire il decadimento cognitivo, motorio e anche tante malattie metaboliche che sono legate a cattivi stili di vita. Quindi io credo che questa trasmissione, come tante altre attività, noi dobbiamo stimolare la prevenzione, incoraggiare le persone a muoversi e a rivolgersi a chi effettivamente ha le competenze per dargli delle indicazioni corrette. Professor Antonini, quello che preoccupa è anche l'uso smisurato di questi nuovi strumenti. Ecco, questi bambini che iniziano già a 4 anni ad avere questi strumenti perché così stanno buoni, non rompono le scatole ai genitori e loro continuano. Ecco, quali disturbi possono portare? Che consiglio dà lei a questi genitori che forse danno troppo facilmente in mano queste bombe, a mio avviso, a orologeria? Allora, noi dobbiamo capire che oggi siamo in un mondo altamente tecnologico e quindi io non sono per il proibizionismo. Io penso che bisogna però che i genitori capiscano che il miglior modo per far crescere i loro figli, diciamo, in maniera adeguata è che mantengano un livello sufficiente di interazione con l'ambiente esterno in modo sano, non sempre mediato da strumenti. Trascorrere ore seduti davanti alla PlayStation non ha fatto altro che far aumentare l'obesità nei bambini. Il numero di bambini obesi, sovrappeso, con malattie metaboliche, ma anche con malattie infiammatorie. Noi vediamo tanti bambini oggi che hanno già la sclerosi multipla. Il numero di bambini sotto i 14 anni che hanno malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale dovute probabilmente all'interazione con l'ambiente, ma anche a una cattiva attività alimentare e motoria, sta aumentando paurosamente e questo veramente è la sfida sanitaria dei prossimi 50 anni. Noi ci preoccupiamo ovviamente delle persone più anziane e più fragili, ma dobbiamo anche costruire una generazione di giovani che sappia prendersi cura degli altri, dove l'individualismo, la sedentarietà non siano la caratteristica principale, perché se no, io dico, fra 20 anni questi ragazzi, questi adolescenti, ma come potranno prendere in mano loro la nostra società e gestirla in maniera adeguata? È importante che capiscano che ci sono dei meccanismi a cui accennava prima anche la dottoressa Bombieri, che sono sicuramente molto importanti e, come ripeto, vanno appresi molto precocemente. Quindi i genitori che hanno questi bambini li lasciano a casa per ore a giocare con la PlayStation o altre, stando su internet costantemente, è chiaro che danno un cattivo messaggio. E questi bambini come faranno loro quando saranno a loro volta adolescenti ed adulti a dare delle indicazioni corrette? Ripeto, noi dobbiamo stimolare sin dalla fase infantile i genitori, quindi tutti, responsabilizzarci tutti, genitori, nonni e chiunque poi interagire con la società, che la prevenzione e dare delle indicazioni adeguate è essenziale per sviluppare una normale relazionalità col mondo. La vita non si può imparare attraverso internet, bisogna viverla di persona. Abbiamo Paola da Padova, vai Paola. Sì, ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Però professore, siete un po' in ritardo, perché quando c'era il professor Levis, professore all'Università di Mutagenesi Ambientale, che già nel 1999, anni 2000, a sue spese ha girato in lungo e largo, naturalmente anche il Veneto, perché padovano era, perché purtroppo è mancato, e urlava a pieni polmoni, passava le notti in piedi per prepararsi gli studi da dimostrare: a voi medici avete fatto spallucce. Adesso che io sono d'accordo, difatti non posseggo smartphone, ma adesso la classe medica purtroppo anche lei è chiusa in se stessa. Quando c'era l'allarme dato da questi scienziati non l'avete raccolto, e per quanto riguarda muoversi eccetera, hai come sempre Mirella ragione, perché hai voglia a muoverti, un appartamento di 50 metri quadrati che insomma quando hai fatto 2 passi l'hai già raggiunto, ammesso che ce la fai a fare 2 passi in maniera decente per la riabilitazione. Non l'hai fatta appunto per i motivi, perché fai cosa quando non riesci a muoverti o malamente e sei da solo? Non è che non vogliono, sei da solo.
Grazie Paola, sentiamo il professore, poi la dottoressa, poi andiamo da Massimo allora, Zappia. io sono d'accordo che i segnali c'erano già anni fa e sicuramente la classe medica probabilmente non ha fatto abbastanza. Credo che è sempre difficile poter prevedere il futuro. Certamente le persone che avevano una visione più illuminata molto spesso sono quelle che poi alla fine non vengono ascoltate, perché magari guardano troppo in avanti e quindi il mondo si evolve forse in una modalità che noi molto spesso non riusciamo ad inquadrare correttamente. Però non è mai troppo tardi. Quello che voglio dire a tutti gli ascoltatori è che noi dobbiamo cambiare stile di vita. Non è mai troppo tardi per cambiare stile di vita. Noi siamo in tempo per ancora oggi, perché abbiamo comunque delle generazioni più giovani che possono cambiare. Ci sono bambini che nascono, forse troppo pochi rispetto a quelli di una volta, ma sicuramente queste persone dobbiamo dare un segnale, e il segnale deve nascere da noi. Ognuno di noi ha un valore. Nel nostro mondo il contributo che ognuno di noi può dare è enorme, nel dare esempio, nel dare un'indicazione su quello che forse è un cambiamento di stile di vita. Forse ci arriviamo, avremmo potuto farlo prima sicuramente, però oggi pur con tutte le difficoltà che abbiamo, secondo me l'impegno non deve diminuire. Dobbiamo essere sempre in prima linea nel dare delle indicazioni molto puntuali su come lo stile di vita, l'attività motoria e le relazioni sociali sono importanti. E io credo, sono un ottimista, penso che questo porterà a un cambiamento nel nostro mondo. Dottoressa Bombieri, quello che però traspare anche dalla telefonata di Paola, che bisogna fare squadra. Ecco, io penso che anche le associazioni di volontariato, ecco, se anche voi riuscite ad avere questi numeri, per aiutare le persone che arrivano da voi, accompagnarli dopo in percorsi anche molto importanti, devono unire le forze, se no non andiamo da nessuna parte. Il problema è che sono riusciti a dividere anche il mondo del volontariato, non ci conosciamo neppure tra di noi, siamo in tantissimi, ognuno fa quello che fa nel proprio orticello, alla fine si chiude. Mentre qui bisogna fare squadra, perché anche lei, come ha detto, questi pazienti hanno bisogno di certo tipo di volontariato, abbiamo bisogno di professionisti, ma li abbiamo, ma se io non conosco come faccio ad avvicinarmi? E come fa il paziente a sapere che io posso aiutarlo se nessuno dà il nostro numero, il nostro sito? Prego dottoressa, anche qua si dovrebbe lavorare insieme, in squadra. Allora, guardi, assolutamente sì, sono d'accordo. Io, come dicevo, ho uno studio privato dove però nel mio studio accedono molto spesso persone fragili che utilizzano servizi anche per il trasporto di volontariato. Io dico che è necessario fare rete ed evitare di guardare gli altri, ma pensare a ciò che noi stessi possiamo fare per aiutare e per divulgare ciò che noi abbiamo imparato. Dunque, siamo comunque una società dove paradossalmente il mondo social cerca di unire, di divulgare, ma poi la parola, il passaparola funziona poco. Dunque, a tutte le persone che hanno trovato qualcosa di utile, che hanno provato anche oggi, hanno imparato qualcosa, perché non dirlo? Perché non iniziare a dire ho sentito una trasmissione? Si parte da questi piccoli concetti che abbiamo ottenuto anche oggi. La rete parte proprio anche da queste situazioni che stiamo vivendo noi in questo momento televisivo. Cosa abbiamo capito? Cosa è emerso da oggi? Che è fondamentale muoversi, però mi riaggancio all'intervento che faceva la signora al telefono. Il movimento del quale noi abbiamo parlato, neuroprotettivo, utile, che ha un beneficio, è quello che non si fa in casa, è quello che si fa fuori con costanza, quello che porta ad un cambiamento di stile di vita. Dunque non è la camminata in casa, è la camminata fuori. Abbiamo poi capito che l'esercizio fisico non è una cosa in più da fare per un'occasione, per un periodo, ma che richiede progressione, che richiede tempo, che richiede dedizione e che richiede una strutturazione, va adattato ad ogni singola persona. Già aver ottenuto queste piccole informazioni, se oggi in televisione ci sono tante persone collegate da andare a dirlo, è già un piccolo passaparola. Dunque io credo che le possibilità per divulgare i concetti che conosciamo ci siano, molto spesso invece manca la voglia di far rete.
da voglia di condividere ciò che ognuno di noi ha imparato, ha capito. Credo che si possa cambiare solo così. L'importanza anche di quello che si diceva che è molto importante, questa mattina aveva nominato il Parkinson. Cos'è il Parkinson nel 2025? Quanto si conosce? Quanto si è informati? E come faccio a capire dove farmi aiutare? Perché giustamente lei dice io sono un privato e lo dico, però io cerco di dare anche delle informazioni utili. Ecco, cos'è il Parkinson nel 2025? Allora, io non sono neurologa e posso dire quello che vedo io, ma poi che è corretto che parli certo, ma intanto iniziamo con lei. Il professor Angelo Antonini. La malattia di Parkinson, questo posso dire, se la gente ha un'idea sbagliata di malattia di Parkinson, la gente pensa al Parkinson come ad una persona anziana che trema. Non funziona così, non è così. Ci sono molte persone giovani e il tremore non è la caratteristica principale della malattia di Parkinson. La malattia di Parkinson è una malattia molto complessa che ha sia dei sintomi motori che dei sintomi cognitivi. Ed anche in questo caso l'attività svolta, l'attività motoria preventiva e adattata, svolta fin da subito, dalle prime fasi, mi riaggancio a quello che diceva prima il professor Antonini, siamo troppo abituati a prendere le cose quando le abbiamo già, a gestire la malattia quando la malattia c'è. Il segreto è evitare di ammalarsi, l'esercizio fisico continuativo, 10.000 passi al giorno, in modo vigoroso, servono come attività motoria costante per evitare di ammalarsi di malattia di Parkinson. Dunque, la malattia di Parkinson è una malattia che si controlla con il farmaco, ma si controlla, si gestisce con l'attività motoria specifica che si fa solo ed esclusivamente con un esperto in disturbi del movimento. C'è la connessione che va e viene, dottoressa. Allora andiamo dal professor Antonini per supportare anche quello che ha detto la dottoressa, ma soprattutto capire la possibilità anche di fare prevenzione, magari se si conoscono bene i sintomi. Qui è un ruolo fondamentale anche il medico di famiglia come collaboratore. Esatto. Su quello effettivamente i rapporti col medico di famiglia, quello richiederebbe una trasmissione separata. Purtroppo oggi il medico di famiglia interagisce troppo poco con tutti gli operatori sanitari che stanno fuori dallo studio del medico di famiglia. Ce ne sono alcuni molto attenti, ma la maggior parte purtroppo prende atto solo della documentazione, fa delle ricette e poi non si prende realmente carico del cittadino, mentre il loro ruolo sarebbe davvero essenziale. Quindi, ma quello che stava dicendo la dottoressa Bombieri lo sottoscrivo al 100%. Sicuramente noi sappiamo che le malattie neurodegenerative, il Parkinson, si manifestano all'inizio con sintomi che non c'entrano niente col tremore o il rallentamento, e ne abbiamo parlato già in passato: la riduzione dell'olfatto, avere sogni agitati, diventare intorno ai 50 anni stitici, cambiamento, deflessione dell'umore, quindi ansia, depressione, che arrivano senza motivo sempre dopo i 50 anni. Sono tutti segnali che può esserci una disfunzione di un sistema che è quello della dopamina. La dopamina è molto importante per la motivazione, quindi quando noi siamo demotivati ci manca la dopamina, quando noi siamo ansiosi non funziona bene il sistema della serotonina. Ecco, queste due trasmettitori, queste due sostanze chimiche che regolano il comportamento umano sono essenziali, e quando non funzionano ci viene l'apatia, l'abbandono, perdiamo motivazione nelle attività della vita quotidiana. Quelli sono campanelli di allarme che ci devono portare a rivolgersi al medico di famiglia, di medicina generale sicuramente, ma a incoraggiare quel medico ad indirizzare la persona verso uno specialista. Ma qua, anche lì professore, ha detto lei non sono bisognerebbe tanto fare attenti. una trasmissione, perché io i medici di famiglia, anche ieri avevo il segretario dei medici di famiglia, che si apre un libro, un tomo, no, un libro, perché io non so, devono fare i commercialisti, gli impiegati, devono visitare. Ce ne sono di ottimi, sicuramente, però alcuni hanno difficoltà. Fanno parte della squadra, questo è il discorso. Fernanda da Scorzè, vai Fernanda. Sì.
dottoressa. Pronto? Prego Fernanda. Senta, io ho mio marito che sono 10 giorni che è venuto a casa, è stato un mese all'ospedale e ha fatto, si può dire, un infarto, mezzo infarto quando l'hanno portato via in ospedale e poi l'hanno operato subito e ne hanno fatto già 2 sotto operazione. Adesso lui è stato in sala, come si dice? In sala di rianimazione. Sì, e me l'avevano dato spacciato. Poi a forza di cure e compagnia bella, insomma, l'hanno messo nel reparto. Adesso è a casa, non vuole mangiare, vuole sempre bere, cammina poco, lo incoraggio a camminare. Io sono la moglie, sono sola e non ho i soldi per pagarmene una che venga qua, perché tanto la casa è piccola e non saprei come fare. E lui è diventato cattivo, non lo so come gestire anche la notte la fa sempre in bianco, io la faccio in bianco. E ho parlato con la dottoressa mia, è venuta una volta a casa e poi mi manda il geriatra, mi manda un'infermiera, ma lei non si fa viva, non lo so perché. Siamo andati anche in comune dalla, come si chiama, perché volevamo metterlo in qualche struttura. Assistente sociale, sì. A metterlo in qualche struttura, ma i soldi sono quelli che sono, perché è solo lui che ha la pensione, io non ho niente, capito? E come vivo io se lui non lo so come fare? Vai a Cortina Maria, Fernanda, vai a Cortina Fernanda, vedrai che a Cortina riceverai risposte. Vai a Cortina Fernanda, grazie Fernanda, scusatemi se la butto un po' nell'ironico, ma voi capite che per Mirella tutti i giorni, quasi 365 giorni all'anno, io devo sentire queste persone, cercare anche se posso di cercare di aiutare. Ma cosa sta succedendo, professor Antonini? Cos'è la sanità? È quello che dicevamo prima, purtroppo ormai questo appunto è un caso perfetto rispetto al discorso della presa in carico. Tu ti esci dall'ospedale, chi ti prende in carico a quel punto hai avuto un problema grave di salute che ha alterato la tua condizione e qua è soltanto il volontariato è rimasto per queste persone. Purtroppo i costi della gestione economica della disabilità sono diventati altissimi, non c'è indennità di accompagnamento che tenga, qui bisogna in qualche modo intervenire molto rapidamente perché parlavamo di prevenzione, ma noi sappiamo che tra 10-15 anni il numero di settantenni e ottantenni sarà aumentato tantissimo, quindi come facciamo? E molti di questi avranno delle patologie. La prevenzione significa fare quello che abbiamo detto prima, quindi fare conoscere che l'attività fisica, l'attività mentale, uscire di casa quando ancora stai bene è molto importante, gli stili alimentari sono importanti, ma poi ci vuole che il territorio si prenda un attimino carico di tutte queste situazioni che sono tantissime, sono costanti. Io lavoro in ospedale, quindi quando noi facciamo una dimissione sappiamo che abbiamo gente che abita al quarto o quinto piano di case popolari senza ascensore, hanno problemi motori gravi. Sembra facile dire esci e vatti a fare una passeggiata per queste persone, chi li porta giù? Ci sono delle persone che a malapena riescono ad arrivare alla fine del mese per pagarsi le spese. Ma vede professore qual è il dramma? Il dramma è che noi abbiamo queste possibilità, come ha detto lei il mondo del volontariato non c'è niente da fare, è là che poi si va a finire. Il problema è che questi medici di famiglia, ripeto, me l'ha detto ieri il segretario della FIMG che era qui ospite, la dottoressa Ilaria Barcati, non hanno il numero, il nome e il cognome delle associazioni di volontariato che possono aiutare nel momento che questo paziente viene dimesso dall'ospedale per cercare di appunto supportarlo su quelle che sono le necessità quotidiane, che può essere appunto la passeggiata, le medicine, cioè quello che ha bisogno. Questo non ce l'hanno, professore, nel 2020. Integrarlo nel percorso di cura, questo è il discorso, cioè secondo me integrare il volontariato nel percorso di cura delle persone. Il ruolo del volontariato è essenziale perché oggi purtroppo non ci sono abbastanza assistenti sociali, non ci sono abbastanza infermieri, ma il problema non è l'università, è proprio che i giovani non si iscrivono a queste specialità perché ovviamente sono remunerate poco
e non abbiamo abbastanza soldi per poter aumentare gli stipendi del personale sanitario. Quindi purtroppo sono delle scelte che la politica deve fare per cercare di incoraggiare queste persone che noi formiamo qui all'università come Padova, formiamo quasi 1000 infermieri. Poi il concorso che abbiamo fatto qua in ospedale è andato parzialmente deserto e non abbiamo possibilità di attingere a nessuna graduatoria perché non c'è nessuno in graduatoria. Ma se Capisce? partecipano 1000 persone, come mai poi questo numero? Perché la metà lavora in altre strutture, non vuole lavorare in ospedale, perché ovviamente un ragazzo di 23-24 anni dice in ospedale guadagno poco, faccio i turni di notte, lavoro Natale, Capodanno, il medico, l'infermiere, tutto il personale sanitario non si ferma mai, non ci sono le vacanze. Vede professore che ho fatto la domanda giusta, non è che non ci sono, è che vanno da un'altra parte. Ecco, prendono e poi all'estero ne li pagano il triplo, se vai in Austria, vai in Germania, vai in Francia ti pagano il triplo per fare lo stesso lavoro. Degli specializzanti della mia scuola di specialità, 3 si sono trasferiti in Francia perché alla fine della specializzazione come neurologi guadagnano 8.000 euro al mese nette. In Italia ne guadagni 2.800. Chiaramente, sai, la differenza è tanta. Cioè sono... Allora, Massimo Zappia, sempre una questione di soldi, dicevi. Ecco, come commenti questo territorio, questo paese, specialmente il nostro Veneto, ricco nord-est? Dal punto di vista umano, Mirella, sono veramente rammaricato per quello che senti, perché intanto siamo delle persone sensibili e queste cose fanno solo male. Dal punto di vista imprenditoriale ti posso dire che provo veramente disagio, perché è sempre una conseguenza. È vero che il volontariato è una leva molto forte nella nostra società, ma non può essere la soluzione, è volontariato, quindi non puoi far fede sulla volontà delle persone che possono mettere a disposizione il tempo. Qui è lo Stato che deve intervenire costruendo delle strutture apposite, perché lì è l'investimento giusto. Quello è l'investimento che ti può permettere di poter dire questa è una società che funziona, perché le persone a volte possono rimanere sole e non è detto, come ha detto giustamente il professore, è vero, io posso scendere, devo fare 2 passi, ma se abito magari al 5° piano, non ho l'ascensore, faccio fatica a camminare, il costo è veramente esorbitante per far fede anche a una badante, allora queste cose ti fanno capire che è sempre solo una conseguenza di soldi. Quanto fatica fa l'imprenditore a camminare, il piccolo imprenditore, in questo marasma dove veramente regna sovrana la multinazionale, stanno chiudendo tutti. Io ho avuto un'imprenditrice del calzaturiero molto brava che ha detto è facile dire bisogna dislocare, vado in India, ma il Made in Italy, a chi lo vendo il mio Made in Italy? No. In India, in Bangladesh, hanno i soldi per comprare il mio Made in Italy, ma cosa ci stanno dicendo? Come vedi la situazione? La situazione dal punto di vista imprenditoriale sul territorio non è così rosa ai fiori, perché il piccolo viene sempre penalizzato, quindi tendenzialmente sparirà. Queste multinazionali vengono sostenute, infatti se le multinazionali hanno bisogno di fondi, ci sono questi fondi di investimenti strani, ne abbiamo già parlato nell'ultima trasmissione dove ci siamo incontrati, dove guarda caso ci sono tonnellate di denaro che vengono reinvestite per finanziare questi multinazionali che magari hanno la sede legale in un altro posto e quindi magari non pagano neanche le tasse e fanno milioni di euro di fatturato. E il piccolo imprenditore è quello che si sveglia magari al mattino già con le ansie o magari non ha dormito la notte perché ci sono delle cartelle esattoriali da pagare, deve difendere il suo operato, deve essere congruo e quindi deve fare il fatturato, se può pagare una cartella compensandola, c'è lo Stato che si è inventato al mattino che quella cartella non puoi compensare perché è un credito d'imposta del quale io ti nego di poter compensare. Il meccanismo è veramente ferruginoso e quindi mi collego alle conseguenze. Sono una conseguenza le nuove malattie, neurologie, ansie, depressione, ma sono d'accordo, e non arrivano solo per stato di età a 50 anni, sei depresso perché è una questione di età. No, la depressione arriva a un imprenditore quando non vede più la strada. La strada, la via di uscita è fare impresa
Non dico che è una cosa facile, è una cosa sempre più difficile, perché il piccolo imprenditore che vuole far bene il suo mestiere, credetemi, avrei da scrivere un libro per quello che vedo e per quello che sento che succede nel quotidiano. Ma non pensi veramente... che forse, Massimo Zappia, stanno colpendo proprio quel mondo produttivo? Assolutamente cioè l'operaio, il commerciante, l'artigiano, il piccolo imprenditore, guai se sbaglia una mossa è fregato. Assolutamente sì. E come mai? Qual è l'obiettivo allora? L'obiettivo è sempre quello di delocalizzare, cioè quindi far chiudere le microimprese che sono ancora a livello familiare, quello che magari diceva questa imprenditrice? Sì, fa fatica, però va a pagare la sua bolletta in qualche maniera, si aggiusta, e quindi non c'è più interesse nel... Ma le associazioni di categoria, scusa se corro ma il tempo è tiranno? Non possono fare più di tanto, perché le associazioni hanno dei limiti, poi si scontrano con le questioni politiche, si scontrano con tutte delle situazioni, delle realtà che sono assurde. Ti possono dare dei consigli, poi il consiglio finisce a se stesso, col fine di se stesso, perché non sempre viene applicato. È un po' come quando uno esce dall'ospedale dovrebbe essere seguito, il piccolo imprenditore in difficoltà dovrebbe essere seguito. Se ti ricordi, qualche anno fa, quando ci siamo conosciuti, quando la gente si uccideva, gli imprenditori si uccidevano per la vergogna, non siamo tanto distanti. Allora erano nate delle associazioni che aiutavano l'imprenditore a sgravarsi, a ritrovare una soluzione. Secondo me quelle categorie poi sono state chiuse perché secondo lo Stato non c'era più la necessità, non vengono finanziate, non ci sono più medici, non ci sono più persone che ti possono ascoltare, il centro di ascolto per l'imprenditore in difficoltà, basta andare all'Agenzia delle Entrate, mettersi fuori dallo sportello e vedere quanti imprenditori vanno a rateizzare cartelle esattoriali che continuano ad arrivare. Io vorrei vedere... E qua i grandi della finanza ci stanno sguazzando. Ma certo, ma assolutamente. Hanno fatto una rottamazione che era perfetta, mi togli gli interessi, mi togli tutte le more e quant'altro, mi dai una mano e vedrai che riesco in qualche maniera a pagare. Poi perdi la rata perché magari hai avuto dei problemi, ti è capitato qualcosa in famiglia, non è detto che non paghi, dammi tempo e uno paga, e invece si ritorna indietro e quindi devi andare di nuovo a rateizzare, quindi riprendi le tue cartelle, vai all'Agenzia delle Entrate. Perciò il debito continua a aumentare. Allora sentiamo come ci saluta dottoressa Bombieri, come ci saluta? Mi sente dottoressa? Niente. Professore Antonini, come ci saluta? Vediamo se riusciamo a riprendere con la dottoressa. Intanto salutiamo il professore Antonini. Abbiamo affrontato Mi sentite? Sì, bene professore. No, abbiamo affrontato degli argomenti molto importanti. Credo che il messaggio sia: preveniamo il nostro declino, che è in parte legato all'invecchiamento, ma dove possiamo fare moltissimo attraverso un approccio preventivo. Sicuramente dobbiamo migliorare molto nella questione sociale. Niente, è caduto anche il professor Antonini. Niente, allora salutiamo il professor Antonini, salutiamo la dottoressa Bombieri, grazie. Massimo Zappia, rimani con noi, pubblicità. Ospite abbiamo il professor Andrea Marion, grazie professore, ordinario idraulica, ma parleremo di fuga di cervelli. Ne abbiamo appena sentito cosa ha detto il professor Angelo Antonini, neurologo. Ecco, questa preoccupazione, l'università sformano 1000 infermieri, poi prendono le distanze e vanno a lavorare dove prendono molti più soldi, che vuol dire andare all'estero. Come mai? Cosa sta succedendo? È possibile che la politica non riesca a capire che deve investire in questo, che se li perdiamo li formiamo e poi li mandiamo da un'altra parte? Prego professor Mario. Innanzitutto vediamo il lato positivo. Io sono un ottimista e voglio subito partire dal lato positivo. Il fatto che gli italiani, i giovani italiani vadano all'estero significa che all'estero
sono desiderati, sono cercati. Questo, devo dire, è un attestato di merito da sempre del nostro sistema educativo, e su questo spezzo una lancia in particolare a favore del sistema educativo nostro, soprattutto della scuola dell'obbligo. Paradossalmente si può pensare che sia l'università il luogo nel quale si formano queste abilità che poi vengono ricercate all'estero, ma la mia convinzione è che sia la grande forza, il grande successo che negli anni ha avuto il nostro sistema scolastico a livello di obbligo, cioè le nostre maestre elementari, le nostre insegnanti di medie e superiori, anche quella dimensione vocazionale che ha sempre caratterizzato quel corpo docente, lo sappiamo, magari bistrattato da un punto di vista economico, sociale, magari, però che ha rappresentato una grande fortuna. Io sono stato nell'88, ero un giovane studente, avevo 23 anni e sono finito, quando non c'era ancora il progetto Erasmus, mancavano 10 anni, sono finito all'estero in California, ed era una sorta di avanguardia della globalizzazione, si potrebbe dire, ero in pochissime di andare all'estero. E ho vissuto questo rapporto in quegli anni con quella che allora era veramente la fuga dei cervelli, perché in quel periodo si trovavano all'estero solo italiani che avevano grandi abilità e che non riuscivano a trovare risposte in Italia. Parlo del comparto universitario, dei grandi ricercatori che trovavano solo all'estero la possibilità di lavorare, e anche di quel settore dell'innovazione per la quale in quel periodo nasceva, per esempio in California, proprio dove studiavo io, la Silicon Valley, che in Italia sarebbe potuta crescere, svilupparsi in Italia, e che invece è avvenuta lì. Come mai? Come mai? Perché? Perché nonostante noi abbiamo sempre avuto un sistema educativo capace di formare in modo oltremodo competitivo, migliore degli altri, i nostri giovani, poi gli altri, soprattutto il mondo anglosassone in generale, cioè il mondo del Regno Unito e gli Stati Uniti in primis, hanno avuto sempre la capacità come sistema, come capitalismo, diciamo, organizzato, di comprarle queste capacità e queste abilità. E quindi quello che è avvenuto per molti anni è stato che il sistema economico non è stato in grado da noi di trattenere queste abilità, in questo modo perdendo dei treni storici, per esempio quello informatico. Ripeto, la Silicon Valley è stata costruita dagli stranieri che erano in America, non dagli americani, e tra cui molti italiani. Infatti ho raccontato di questa mia amica, laureata in farmacia, che qui in Italia prendeva 2.000 euro. In Germania gli hanno offerto 5.000 euro e l'alloggio. No, adesso no, bisogna anche, perché va bene il lavoro, ma anche l'alloggio, perché hanno capito l'importanza dell'alloggio. E quando la sento, la incontro, dico: ma come ti trovi? Certo che mi manca l'Italia, è logico, è il mio paese, non c'è niente da fare, però capisci bene la diversità, qui non si trova niente, cioè, a parte il lavoro, qui non si trova neppure casa, che tu vinci anche il bando e dopo dove vai a lavorare, cosa ti offrono, dove trovi l'appartamento, soprattutto la mobilità, come ti sposti. Cioè, capite che siamo indietro anni luce. Allora, noi li prepariamo benissimo, perché abbiamo le migliori università, l'ha detto anche lei. Sì, poi questi ragazzi dicono: aspetta che faccio un passo, perché non è che devono andare proprio tanto lontano, anche non solo in California, ma come si dice anche magari in Germania o in altri paesi, e là riesco ad avere soddisfazione anche di come ho studiato, di quello che ho studiato, e mi sento anche valorizzata, e soprattutto anche la casa. Ma allora, professore, c'è qualcuno che non ascolta? Perché sono anni che si dicono queste cose, sono anni che gli studenti sono scesi in piazza, specialmente anche a Padova o a Venezia, dove dicono questo. E poi la risposta è: ma dovete imparare a muoverli, dovete prendere i mezzi di trasporto, si spiega quali, dove, come, sì, e soprattutto Massimo come imprenditore, ecco, anche gli imprenditori molto importanti che dovrebbero supportare. Una volta in grande imprenditore, prima di assumere l'operaio, faceva la casa vicino alla fabbrica, impegnava sulla casa, e poi adesso non c'è più niente. Beh, la Fiat insegna
ricordate, il centro Mirafiori la fabbrica è stata costruita, ma prima di costruire la fabbrica hanno costruito le case per ospitare la gente che andava a lavorare in fabbrica. Allora, un po' per darti anche la risposta di prima, che poi è una conseguenza della risposta di adesso. Allora, se guardi perché le microimprese vengono distrutte dalle grosse imprese, perché non c'è interesse a tenere in piedi una microimpresa che possa avere magari delle difficoltà e concentriamo il know-how cercando di portarcelo via. Perché ci sono denaro dietro, investimenti, il piccolo imprenditore non può investire. E infatti nella stessa casa delle fughe dei cervelli. Perché andiamo là? Perché là hanno saputo investire nelle persone giuste e in un contesto. Qui in Italia disperdiamo denaro perché non siamo concentrati su quello che invece sarebbe utile per il nostro futuro. Io quando devo costruire un pezzo penso di costruire lo strumento che mi serve per quel pezzo e quindi sarebbe la stessa cosa. Se voglio mantenere i laureati e fare in modo che loro non possano non scappare, intanto devo creare posti di lavoro, devo aiutare le imprese ad assumere, quindi insegnare il rapporto di lavoro e generare la famosa formazione dove nessuno più investe, perché la formazione per l'impresa oggi è uguale costo. Però il professor Mario dice noi facciamo anche questa formazione con le università, con la scuola, però alla fine è come non avessimo fatto niente, perché poi questo ragazzo se ne va e fa fatica anche a rientrare, perché come dice il professore sono anche bravi, sono preparati, se li tengono stretti, fanno anche fatica a rientrare. Prego. Io però correggerei anche un po' il punto di vista, perché credo che si debba fare attenzione a un aspetto. Allora, la generazione Erasmus, l'avvento dell'Erasmus, diciamo ormai... Spieghiamo cos'è per quelli che a casa magari non sanno. Il progetto per cui i nostri studenti vanno a fare dei periodi all'estero, soprattutto durante il periodo universitario, è stata un po' una rivoluzione. È stato il vero momento nel quale ha cominciato a crearsi anche un po' la cittadinanza europea, il senso di appartenenza all'Unione Europea. Io credo che storicamente dovremmo guardare al momento in cui inizia il progetto Erasmus un po' come l'inizio della vera nascita dell'integrazione europea, che passa attraverso i nostri giovani studenti universitari. Questo è un processo in atto, è un processo assolutamente vincente e io invito a vedere nel giovane che va all'estero una opportunità e anche una forma di libertà del giovane. In effetti noi non siamo più i genitori di un tempo che, come dire, dovevano accettare il fatto che il figlio se ne andasse come un dolore insopportabile. Noi adesso, noi genitori, spingiamo i nostri figli ad andare a fare dei periodi all'estero. Quindi la verità è che noi sbagliamo quando misuriamo i flussi in uscita dei giovani appena laureati. Quello che dovremmo misurare è la differenza tra i flussi in uscita dei giovani e quelli che rientrano. Perché la vera capacità del sistema competitivo si gioca nella capacità, nella possibilità di far rientrare questi giovani che hanno ormai nel proprio DNA la necessità formativa e anche, come dire, ma anche quello che tutti noi ci auguriamo, che i nostri giovani imparino le lingue, che facciano un'esperienza europea, che conoscano il mondo al di fuori del nostro stretto ambito. Non si chiudano, ma che si aprono. Quale genitore moderno non vuole che il figlio faccia un'esperienza all'estero? Per cui nel momento in cui se ne vanno, noi dobbiamo essere felici di vederli andare, però con una fiducia che dobbiamo avere, speranza costruire, che tornino. Che fiducia e speranza. Claudio da Marano Vicentino, poi riprendiamo, se no cade la linea. Vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Per tenere qualche gente ci vorrebbero dei posti di lavoro, ma da quello che mi sembra a me che vedo è che vengono abbandonati stabilimenti. Sto parlando per esempio degli uliveti nelle zone di Vercelli, quella che aveva anche preso fuoco, è tutta abbandonata. Parliamo della Beghelli, tutta abbandonata. La fabbrica di Pininfarina, tutta abbandonata. I 50 sedi della Mercatone, tutto abbandonato. E stiamo collezionando una serie di aziende enormi, perché sono anche l'Atalia di Padova, tutto abbandonato. Stiamo collezionando una serie di aziende abbandonate, enormi,
e nessuno fa niente, non è che prende in carico lo Stato e dice beh adesso questa area qua non la lascio andare in mano. Per esempio anche in centro a Milano ci sono 4 paesine dove c'era Telecom, nuove, fatte negli 80, abbandonate, uffici, tutti uffici. Cioè dovrebbe lo Stato intervenire e dire queste aziende qua, che probabilmente avranno messo anche dei soldi per farle, perché prendono anche dei fondi perduti per costruire stabilimenti, dovrebbe prenderle in carico lo Stato. Io non capisco, sembra che non sia andata a destra a governare, a me sembra che sia andata a governare solamente l'ideologia fumosa di un partito che ha solo ideologie che non sono neanche, che le sue ideologie basano sulle non realtà, perché ci sono stati commenti di certi ministri che danno veramente il senso dell'ignoranza che c'è al governo. Buona giornata signori. Abbiamo sentito le riflessioni di Claudio da Marano Vicentino, prego professor Mario. Ma io sposterei anche il tiro. Allora abbiamo parlato di economia. Non abbiamo detto che dal punto di vista economico, macroeconomico, un giovane che se ne va laureato ci è costato, noi abbiamo investito una cifra che è variabile attorno ai 150.000 euro e che arriva sopra i 200.000 euro quando si tratta di gente di giovani che abbiano fatto il dottorato di ricerca e che si siano specializzati ulteriormente. Moltiplicando per numeri che sono dell'ordine delle centinaia di migliaia di giovani, viene fuori un bilancio economico estremamente importante, soprattutto se noi abbiamo una bilancia di scambio che esporta giovani su cui abbiamo investito molto, importiamo invece, come dire, giovani che non hanno questo investimento sulle spalle, quindi un'immigrazione dal profilo anche poco scolarizzato, e questo è un problema macroeconomico. C'è però anche un aspetto che non va trascurato, che è quella della dimensione personale dell'andare all'estero, e se ne parla poco, e cioè che cosa rappresenta per un individuo, per una persona, il fatto di andarsene via dai luoghi in cui è nato e in cui... questo è un aspetto che può essere valutato bene solo da chi ha avuto l'esperienza di rischiare di stare via per sempre. E non è proprio un'esperienza così diffusa. Che cosa accade? Accade che quando si è giovani e si parte verso l'estero, si è spinti da questa voglia di conoscere, da questa anche spinta di avventura, questa voglia di rischiare, di mettersi in gioco, che è propria della gioventù. È anche vero però che la scelta di andarsene via dalle proprie radici è una scelta di cui non si parla, su quella quale non si informano i giovani, ma che porta con sé nel tempo poi delle conseguenze e dei prezzi che si pagano con l'età e col tempo. Io che ho avuto molti contatti con persone che hanno scelto l'estero, posso anche dire che stare all'estero ha con sé delle cose che non si percepiscono da giovane ma che vengono con l'età. È molto più facile essere giovani all'estero, giovani sani, con grandi prospettive, no? Con la salute, piuttosto che diventare genitori all'estero e accettare per esempio una cosa di cui non si sa o non si prende coscienza all'inizio, cioè che quando uno decide di vivere all'estero accetta implicitamente che i propri figli saranno diversi anche culturalmente da sé. E avere anche magari la doppia cittadinanza, professore. E poi invecchiare all'estero. Nel momento in cui il proprio trasferimento avviene e si sceglie un'altra dimensione, arriva con l'età anche la percezione, nell'età del bisogno, nell'età in cui l'assistenza è fatta anche di un sistema, no? Non è solo l'infermiere che ti ascolta, ma anche l'ambiente col quale riesci a parlare il tuo linguaggio, un ambiente nel quale ti senti accolto. Ecco che allora la scelta dell'estero diventa. Per cui tutto questo ci porta a dire che noi dobbiamo aiutare quella che è una tendenza spontanea dei nostri giovani che sono andati via a voler tornare, perché è un desiderio intrinseco in molti di loro. Professore, è facile dirlo a parole, il problema è che noi dobbiamo, per fare questo,
mettere soprattutto nelle poltrone che contano, perché alla fine la politica ti investe, non c'è niente da fare, là cadiamo, perché ecco, delle persone preparate, competenti, che abbiano a cuore il proprio paese, che abbiano a cuore il futuro dei giovani, che abbiano a cuore la ricerca, la sanità, ecco, la comunità. Mi sembra, Massimo, che ancora non ci siamo, perché i numeri che hai dato all'inizio non sono numeri che fanno presagire questo. Cioè il piccolo imprenditore, è facile dire venite, Trump ha detto venite tutti in America, arrivarci, però in America ad avere quella famosa carta oro, è una carta platino, che carta è che ti dà la possibilità di avere di tutto e di più. Ecco, tu cosa vuoi dire? Tu da piccolo imprenditore, medio imprenditore... Hai ragione quello che hai detto, perché nella sostanza dirlo a parole è più facile, perché è vero l'esperienza, sono d'accordo col professore, è verissimo tutto quello che è stato detto, però guardo anche sensibilmente a quello che abbiamo detto prima, l'investimento che va fuori e il giovane che dice perché vado fuori? Perché là ho una garanzia economica, perché guadagno di più, perché ho un posto di rilevata importanza, mentre qua in Italia purtroppo gli investimenti sui giovani sono sempre meno, perché il giovane con esperienza non la trovi, dovresti fare esperienza in azienda, perché una volta che hai la cultura va benissimo, poi devi prendere coscienza del lavoro che vai a fare in azienda con tanta esperienza, tanta fatica. Quindi il percorso deve essere accompagnato. Una volta l'imprenditore era aiutato, adesso l'imprenditore non viene più aiutato, quindi è una sorta di investimento che non ritorna, anche perché poi alla fine si parla sempre di economicità, quindi magari io investo sul giovane, lo preparo e questo dopo 2 anni va via o va da un'altra azienda che magari perché non ho la possibilità di farlo crescere, perché le aziende in Italia purtroppo, ahimè, sono sempre quelle più spremute. Ieri mi sono sentito dire da un responsabile dell'Agenzia delle Entrate, e me l'ha detto lui, mi ha detto io l'imprenditore non lo farei mai qua in Italia. Detto da lui. Però i giovani creano le start-up, ne parliamo quante ci sono, l'importanza, ma non viene detto, non c'è abbastanza informati, sono dei giovanissimi meravigliosi, perché sono dei creativi. E sono coraggiosi. Però quanta fatica, come posso riuscire? Io ho avuto questo ragazzo che ha aperto un'impresa, è stato in Australia, ha visto questa coltivazione con l'acquaponica, l'ha portato in Italia, un'azienda nostra qui di Crocetta del Montello, ma la fatica per riuscire a partire, ho imparato io bene, ma là era semplice, sono arrivato qua, la burocrazia, i bandi, tanto devo pagare e poi vediamo come va, cioè non può continuare così, perché abbiamo dei creativi, l'ha detto anche lei, abbiamo dei cervelli meravigliosi, prego, queste start-up li abbiamo. Noi abbiamo un sistema che ha in sé, un po' c'è anche la nostra storia a dichiarare che la gente veneta, parlo in particolare della nostra regione, è ingegnosa. DNA fantastico. Quando i nostri zii partivano con la valigia di cartone, quella valigia di cartone si trasformava in una valigia di pelle nell'arco di pochi decenni, perché la creatività, ma anche l'abnegazione, la grande voglia di dedicarsi al lavoro, l'accettazione della fatica, no? L'idea di crescere una famiglia, eccetera. Però i nostri zii che andavano via si portavano via un po' le proprie radici e il proprio territorio. Quell'emigrazione di allora era un'emigrazione che creava ghetti, che portava con sé un pezzo di Veneto e lo ricreava lì. Ci sono i paesi con i nostri nomi. Esatto, in Brasile, ma anche in Canada c'erano i club Veneto, che tra l'altro erano club Veneto, Piemonte, Calabria, più che club Italia, no? La stessa Little Italy, più che una Little Italy, era una Little Sicily. Era diverso. E questo anche a ragione del fatto che l'identità che si porta con sé è un'identità che spesso ha una dimensione anche scala spaziale che è molto più regionalistica, molto più di comunità quasi che nazionale.
Cioè più che parlare di italiani che vanno all'estero, la storia dell'emigrazione ci racconta di veneti, di calabresi, di piemontesi che portano la loro cultura con sé. Sì, a volte, E la tramandano i figli. a volte magari andavi là perché qua non c'era il lavoro ed era un paio di maniche. Questa è la disperazione. Là invece vai a fare impresa perché qui è più difficile, mentre là è più facile. Allora quando lei mi ha detto giustamente vai con la valigia di cartone, torni con la valigia di pelle, è un riconoscimento che io so lavorare e quindi è gratificante. Allora stiamo parlando di depressione che non c'è, sono a 1000, adrenalina che entra in corpo e quindi faccio ancora meglio. Poi ci sono secchiellate di acqua gelida, perché arrivi in Italia è tutto una corsa ad ostacoli. Mentre tu sei pronto per saltare quell'ostacolo di 2 metri, al mattino alle 5 l'hanno alzata a 2,5 metri, per il quale tu la prendi in pieno e l'imprenditore comincia a rotolare. Perché quello che è successo negli ecobonus, voi non sapete il retroscena quando io prima ho detto conseguenze, perché poi lo Stato ti ha detto che hai generato un credito d'imposta che posso andare a riscuotere perché ho un credito nei confronti dello Stato, ma lo Stato ti dice prima di usarlo e andare a compensare le cartelle che magari non sei riuscito a pagare e visto che ti ho permesso che la gente ti pagasse non con moneta ma con un credito tipo una cambiale, io quella cambiale non la voglio anche se mia perché non ci credo, quindi tu prima paghi e poi forse riscuoti e questo non può essere uno Stato che mi aiuta a crescere, questo è uno Stato che mi dice dimmi quanti soldi devo, anzi io voglio questi soldi sempre da te, quindi il famoso bancomat. Ecco perché a volte all'estero si è più facili, perché io conosco delle aziende che sono cresciute con niente, ma perché là vai con l'idea, ti danno gli strumenti, ti danno la fabbrica, ti danno i conti correnti, poi se sei capace funzioni, se non sei capace te ne torni a casa. E soprattutto non hanno la burocrazia che abbiamo qua, per quanto bravo e impegno che hai, Mirella, però alla fine rimani una società la apri in 5 minuti, schiacciato. Qui la società la apri in mesi. Allora andiamo a vedere anche un ruolo importante, anche come scrittore, del professor Andrea Mario. Mi intriga questo titolo, Oro Veneto. Vediamo che siamo bravi, la copertina del libro, eccolo qua. Ecco, perché questo libro e perché questo titolo? Prego, professore. Mi ha colto un po' di sorpresa perché non pensavo si parlasse. Regalo di Natale, no? Pensavo di essere qui come docente universitario e non come scrittore, che è una dimensione completamente separata della mia vita. Sì, questo è un libro che è pubblicato con l'editore Silvano Piazza e che rappresenta la quarta opera di una storia ambientata in Veneto, nel quale il protagonista è un commissario che però si chiama Amedeo Martoni, il mio commissario, che è molto passionale, molto venetista, ha queste caratteristiche di crescere man mano con l'età e di conoscere sempre di più la storia del Veneto che gli è stata negata da bambino a scuola e diventare sempre più un appassionato e sempre più identitario, un Veneto identitario. Quindi il mio personaggio, diversamente da molti commissari della letteratura, è tutt'altro che politically correct, ma è un personaggio che non esita a mostrare, come dire, le proprie passioni e anche le proprie convinzioni. Perciò leggete Oro Veneto di Andrea Mario, perché è importantissimo anche capire le radici, si parla la storia del Veneto di oggi. Devo dire che si confrontano, il libro è costruito sul dialogo attraverso flashback tra due personaggi veneti di oggi, in cui uno è un attivo e volonteroso e convinto venetista, il nostro commissario, mentre l'altro crede meno nei veneti, è un po' più diffidente, crede che i veneti non si meritino quella libertà che pretendono perché non investono abbastanza, non sono abbastanza eroici nel chiederla. Il Nino Combatta è famoso. Credo che si troveranno degli spunti anche sull'ambiente veneto, si parla di... Senta, professore, delle casse di espansione, una piccola parentesi, ma con lei abbiamo aperto questa ampia pagina parentesi delle gravi di Ciano. Come vede la situazione? Oggi parliamo di tutto. Com'è la situazione? Cambio in regione, è la regione il punto fondamentale dove voi avete cercato di far capire l'importanza di queste gravi di Ciano.
Beh, ci sono due ambiti diversi. C'è il movimentismo della cittadinanza e di alcuni sindaci, da un lato, che ha una natura politica e una natura anche... E poi c'è il mondo accademico che, devo dire, va tenuto distinto dal movimentismo, perché altrimenti perde anche di valore il contributo degli accademici laddove diventino movimentisti o sposino una posizione politica. Noi ci sforziamo di rimanere il più possibile oggettivi quando analizziamo questi fenomeni. Devo dire che vengo proprio la settimana scorsa da un convegno organizzato dalla Fondazione Benetton, proprio qui a Treviso, un convegno di una giornata nella quale c'è stato un contributo di diversi soggetti accademici, cioè del mondo della scienza e della tecnica, che hanno portato contributi da diversi punti di vista, che andavano dalla sociologia alla geografia, all'ambiente, alla biologia, all'ingegneria idraulica, che ha permesso di dare una visione, ormai si sta formando questa visione, che è interdisciplinare. Io stesso, da ingegnere idraulico, sono portatore da sempre di questo concetto per il quale la mia categoria, che da sempre, alla quale da sempre è stato dato un ruolo messianico, cioè l'ingegnere idraulico, il secolo scorso si diceva è accaduto il Vajont, è accaduta Stava, no? Si è allagata la città, dimmi cosa devo fare, ci diceva il politico, e io farò quello che mi dici. E l'ingegnere idraulico arrivava, faceva una diga, faceva delle grandi opere di cemento, d'accordo, e si andava a finire così. Ebbene, siamo entrati nel nuovo secolo, grazie a Dio, anche con siamo in chiusura? Anche con una figura dell'ingegneria che integra il proprio sapere con gli altri saperi, e con una mediazione che però deve fare la politica, perché non sono i tecnici a prendere le decisioni, ma alla fine dobbiamo lasciare una classe politica attenta e possibilmente non tanto competente quanto saggia nel leggere le competenze che noi possiamo offrire a loro. Quindi speriamo molto nella nuova figura dell'assessore, che possa essere una figura dialogante, perché è importante per il Veneto che trovare figure dialoganti nella politica, che sono per certi versi forse un po' mancate nel recente passato. Grazie al professor Andrea Mario, ordinario di idraulica, ma anche scrittore, come questa mattina avete sentito con Oro Veneto il libro. Grazie anche a Massimo Zappia, imprenditore, di essere stati con noi. Grazie, adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, è un assegno particolare perché siamo a dicembre. Ciao, grazie, e grazie anche ai miei ospiti. Grazie a te, Mirella. Siamo ancora a Ponte di Piave, è arrivato il Natale e ci sono 3 bambini che ci aspettano: Veronica, Leonardo e Lorenzo. Ma è arrivato anche il Babbo Natale, eccolo qua il Babbo Natale dei Veneti schiacciati di Rete Veneta. Ciao bambino! Children laughing, people passing, meeting smile after smile, and on every street corner you will hear. Eccoci qua. Ciao. Oh, che bello. Ciao Leonardo. Guardate che bello, c'è anche il caminetto acceso. Questo è per la mamma. Allora, Babbo, cosa hai portato, Babbo Natale, a questa famiglia? Ciao Vanessa, aspetta il saluto Vanessa. Ciao. Che voi conoscete perché è venuta... Bellissima sorpresa. Vanessa è venuta in trasmissione perché la sua casa era allagata. Purtroppo ha avuto dei grossissimi problemi, adesso stanno sistemando con questi 3 bambini. Cosa vuoi dire? Ti aspettavi il Babbo Natale, Vanessa? No, non me l'aspettavo, è stata una bellissima sorpresa, veramente. Mi avete lasciato senza parole. Ascolta Vanessa, cosa vuol dire ripensare a quei momenti adesso che cominciate a riavere la vostra casa? Beh, un po' ti rimane sempre l'angoscia, quello che hai provato in quei momenti, però adesso è bello anche sotto il Natale lasciare tutto alle spalle e cercare di andare avanti, soprattutto per i bambini che aspettano Babbo Natale, aspettano i regali. È tutta una festa per loro e ora si cerca di non pensare più a quei momenti. Babbo Natale, eccolo qua Leonardo. Perché Babbo Natale ti deve fare delle domande. Vieni qua. Eccolo là. Insomma, Leonardo, tu sei stato buono quest'anno? Sei stato buono? Obbediente? Ma quanti anni hai tu? 5? Vai all'asilo, vai.
Sì, no, perché pareva che non avevi la lingua. Ce l'hai la lingua, sì? Fai vedere? Ce l'ha la lingua. E la tua mamma è stata buona? Sì. Allora alla tua mamma gli regaliamo quei fiori là bellissimi? O li vuoi tu? No, sono per le mani. Ah, tu preferisci questo scatolone qua? E chissà cosa c'è dentro nello scatolone. Prendo uno po'. Vediamo cosa c'è. Ma buono sei stato. E i tuoi fratelli? Tua sorella? Sento niente la latte di Vanity. Cos'è che fanno? Lui ti Urlano sempre, piangono. Sì, tanto Ma come mai piangono? Perché li bastoni tu? O li tratti bene? Lei tanta lura alta. E gli dai dei baci tu alla tua sorella? Sì o no? Sì. E a Babbo Natale? Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your dreams be merry and bright, and may all your Christmases be white. So Vanessa che tu vuoi dire qualcosa. Sì, volevo ringraziare tutta la famiglia di Rete Veneta, perché se non ci foste voi, guarda, veramente bisognerebbe inventarvi, perché fate veramente tanto per chi ha bisogno e noi apprezziamo tantissimo. E tu Marco? Auguro un buon Natale, ringrazio innanzitutto tutti quanti e auguro un buon Natale e felice anno nuovo a tutti quanti. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Allora, questo è l'assegno Babbo Natale della grande famiglia di Rete Veneta che tu adesso consegnerai a questa splendida famiglia. Allora, Babbo Natale, cosa vuoi dire? Prego. Ci sono tante cose che si possono dire. Intanto a questi bambini abbiamo portato un primo regalino, poi vediamo se stanno buoni ancora fino a tutta la settimana che arriva Natale. E voi siete stati buoni? Abbiamo fatto il nostro meglio. Siamo sicuri? No, perché se non sono stati bambini buoni, aspetta che altrimenti cadi. Perché visto che sono stati bambini buoni, ma sono stati buoni anche gli amici della grande famiglia di Rete Veneta, da buoni a buoni. Grazie. Grazie. E Tutti quanti. È sempre una bella sorpresa. ecco, così il Natale sarà un po' più caldo in questa famiglia qua. Mi raccomando, vogliate bene ai bambini, soprattutto se sono buoni. Quelli che non sono buoni devono diventare buoni subito, vero? Tu sei stato buono, vero? Sì o no? Hai fatto il bravo, Leonardo? Sì, abbiamo le prove che è stato bravo e quindi
mi raccomando, buon Natale a tutti quanti, soprattutto i bambini che sono già buoni e a quelli che lo diventeranno. Io ti lavo. Allora adesso io mi avvicino a Vanessa e a Marco. Vieni qua vicino. Allora Vanessa, tuo marito ha detto sto cercando la legna che mi ha portato via il Piave. Avevo questa legna che non c'è più, allora io ho fatto un appello, se qualcuno ha legna da regalarvi, perché tutto serve per risparmiare, chissà che anche questo appello, di solito i miei vanno sempre a buon fine, guarda, perciò sono molto ottimista, però se tu sai che se hai bisogno noi ci siamo. Vanessa è venuta anche al Banco Solidale, abbiamo cercato di dare anche dei vestitini ai bambini, abbiamo trovato un po' di tutto perché bisogna aiutare queste famiglie che purtroppo vivendo qui vicino al Piave è successo quello che è successo. Però io adesso vorrei una cosa, vieni qua Marco, un bel bacio a tua moglie, perché con 3 bellissimi bimbi così, guardate, veramente oggi non poteva arrivare il miglior Babbo Natale che quello di Rete Veneta. Ciao! Ciao!